Buonasera, bentrovati a Vivere il Nord-Est, puntata davvero molto importante perché scopriremo tutto quello che sta succedendo e che succederà nella nostra regione, il Veneto. Andiamo a vedere l'ospite, vediamo la grafica, chiedo alla regia se mi è da supporto. Di nome fa Luca, di cognome Zaia. È nato a Conegliano in provincia di Treviso il 27 marzo 1968, coniugato con la signora Raffaella, laureato in Scienze della Produzione Animale dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Udine, partito politico Lega, storia tutto ciò che ricorda il passato del territorio e è un amante dello sport con una predilezione per i cavalli, segni particolari, ama tantissimo il colore verde. Signori e signori, il governatore del Veneto, Luca Zaia, buonasera. Buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Va bene così? Sì, molto bene. Non abbiamo sbagliato nulla, governatore? Ma il verde significa che mi piace la natura, immagino. Immagino, ci sono molte situazioni No, ma a me piace veramente la natura. La natura, il verde, insomma. Ho scritto 3 libri per parlare di natura, di api. Poi parleremo anche di questo, ne parleremo con Ario Gervasutti, direttore del Giornale di Vicenza, grazie direttore di essere con noi. Buonasera a voi. Grazie al professor Ermanno Case, editore del gruppo TV7, grazie di essere con noi. Grazie al direttore Antonio Ramenghi, direttore del della Nuova e della Tribuna del Corriere delle Alpi, buonasera, grazie di essere con noi e grazie anche a Alessandro Ruscello, direttore del Corriere Veneto. Buonasera a tutti. Grazie davvero di essere intervenuti. A lei la parola come editore, come proprietà di questa trasmissione, professor Ermanno Case. Grazie, intanto ringrazio anch'io il Presidente di essere con noi e diciamo che Maometto è andato alla montagna. Allora, grazie a voi per l'invito. Ringraziamento anche ai direttori dei giornali, i più bei giornali del Veneto, che sono necessari e importanti per mantenere la comunicazione e la coesione del territorio. Io lascerei la parola al Presidente per commemorare un evento terribile che è quello del terremoto. Sì, è una tragedia, una vera tragedia. Peraltro io devo dire che la vivo anche con il ricordo del 76. Nel 76, il 6 maggio del 76 io avevo esattamente 8 anni e l'ho vissuto in diretta il terremoto. A quell'ora non eravamo a letto ma stavamo guardando il telegiornale o giù di lì. Mi ricordo che la memoria che ho è quella del televisore che comincia sul carrello. Se ricordate, in quegli anni il televisore era sul carrello, non era sul mobile. 21:06. È tornato alla mente il Friuli del 76 e devo dire che abbiamo un esercito di volontari e di dipendenti della protezione civile che si sono mossi subito. Io alle 4 e qualcosa, forse 4 e dopo 2 o 3 minuti ho chiamato subito la protezione civile per capire, perché peraltro noi abbiamo un grosso problema della faglia del Cansiglio e quindi tutto quello che è quel movimento sismico che ci aspettiamo, perché noi ci esercitiamo sempre in virtù di quello. La scossa da noi era forte, perché io vivo nel Coneglianese, per cui ho detto forse è qui vicina, invece purtroppo, per fortuna per noi non era tanto vicina, ma ha toccato gli amici dell'Emilia Romagna e ricordiamolo anche delle località del Veneto. Spesso non si ricorda che questo è un terremoto che tocca 3 regioni, Emilia Romagna, la grande disastrata, Veneto e Lombardia. Bene, allora possiamo iniziare, ovviamente avete la libertà delle domande, la prima la faccio io, governatore, la Lega ci sono state ovviamente i vari, mi sfugge la parola, congressi, mi sfugge la parola, chiedo scusa, com'è la situazione? Ha vinto Maroni, ha perso Bossi, com'è la situazione della Lega oggi? Ma guardi, la situazione è che la Lega del Veneto, la Lega Veneto, ha un segretario da domenica, è il nostro segretario, il mio segretario, che è Tosi, punto. Lui dovrà traghettare questo partito per i prossimi anni, come previsto dallo Statuto, e cercare, come ho detto io dall'Assemblea di domenica, di ricucire anche le ferite che ci sono, perché poi le fasi congressuali sono come le assemblee dei soci nelle società quando non ci sono degli accordi magari sulle strategie. Ha i numeri per farlo, il tempo gli darà ragione o meno rispetto al risultato, questo è difficile dirlo. Detto questo, io non faccio parte di quelli che passano le loro giornate a parlare del partito e della segreteria, sono convinto che ai cittadini non gliene freghi proprio niente. E sono anche convinto che uno dei guai della politica è pensare che la politica sia l'unico obiettivo che ha la gente. La gente è interessata a vedere risolti i problemi, la gente sa che ha l'acqua alta in casa con l'alluvione, vuol vedere qualcuno che gliela toglie velocemente e gli paga i danni. Ho l'impressione che ci stiamo un po' troppo appiattendo su queste beghe, prova ne sia che io ho rinunciato sempre a tutte le cariche. Però il governatore Luca Zaia fa parte di questo partito.
Faccio parte del mio partito, il mio partito mi ha dato molto, mi ha dato delle grandi opportunità, sono stato il più giovane presidente d'Italia, sono stato ministro, presidente di regione, vicepresidente di regione prima, sono stato consigliere comunale, ho fatto tutte le esperienze che si poteva fare. Però so anche che noi abbiamo portato consenso al partito amministrando. Non ho mai creduto che sia la politica fine a se stessa che porta consenso. Non potrà mai succedere che Luca Zaia esce dalla Lega, quindi? No, ma non ne ho proprio intenzione. Potrà succedere piuttosto che qualcuno sposi la mia linea, che è quella di pancia a terra a lavorare. Posso? Prego. Scusi Presidente, Prego. questa cosa che ha detto va benissimo, ma ho registrato alla fine del congresso veneto una sorpresa da tutte e due le parti, cioè i bossiani si aspettavano che lei si pronunciasse in qualche modo a loro favore, altrettanto i marognani, Tosi, eccetera. Non è che ha in mente di dar vita a una terza componente della Lega? Ma c'è già che è quella mia. Appunto. Nel senso che al di là della battuta, guardi, io ho spiegato anche al congresso, peraltro anche mi hanno applaudito per quello che ho detto rispetto a questo. Ho detto, prima di tutto la responsabilità di una regione. Io non posso esporre un'amministrazione che è dei veneti alle beghe della politica. Lo schieramento o meno del Presidente della Regione porterebbe comunque alla deflagrazione di un gruppo consigliare piuttosto che a tutto un giro di valzer in Regione. 2, ho anche fatto una battuta, che è una battuta, ma ci credo, dico è inutile che i veneti rivendichino sempre autonomia rispetto ai lombardi, che dicano vogliamo più ruolo, eccetera, e poi nessuno a me ha chiesto ma ti piace di più Tosi o Bitonci, ma tutti mi dicevano ma sei bossiano o marognano? Io dico, se devo ancora decidere di scegliere tra 2 lombardi mi fermo prima. Però, lei prima ha detto che deve essere quella del segretario una figura che compone. In effetti la situazione è molto così, mi pare un po' compromessa, nel senso che dopo lo scandalo, gli scandali nella Lega, dopo diciamo così, così, lo scivolamento di Bossi di dietro un po' il sipario, è come se si fosse alzato un coperchio e fossero usciti un po', no, tantissimi colonnelli, chi si sentiva prigioniero, tutti autorizzati a parlare e a dire. Tosi ha vinto il congresso, ma lo ha vinto di poco. E una parte della Lega, questo voglio dire, lo sa anche lei, anche se lei magari sarebbe disposto a dire che non è vero, insomma una parte della Lega ha paura di Tosi, ha paura che in questo momento Tosi, i tosiani, chi ha vinto in questo momento, uno magari purghino quelli che avevano potere precedentemente e soprattutto che Tosi, che ha un modo anche abbastanza, così, è un amministratore, però anche un politico che mette le mani nelle cose, possa condizionare le amministrazioni, compresa la sua amministrazione. Leggevo oggi una frase del segretario di Conte, leghista padovano, che diceva da oggi in poi la linea della regione dovrà essere un po' condivisa, si lavorerà in sinergia. Sembrava quasi che fosse un cappello messo sulla regione. Cosa ci può dire? Io ho parlato anche di questo domenica e ci sono stati ancora di più applausi. Io dico che la fine della Lega e la fine della politica si avrà nel momento in cui ci sarà la teorizzazione, stile Prima Repubblica, che il fatto amministrativo prima debba essere digerito e gestito nella sede del partito e poi nell'amministrazione. Se voi mi conoscete, io sono quello che scrive le lettere di dire se devi incontrare qualcuno lo incontri nell'ufficio dell'ente pubblico e non in giro per i ristoranti. Se ti fanno un regalo glielo rispedisci se costa troppo, questo sostanzialmente è un'etica. Dico, per quel che mi riguarda, io la legge la conosco bene, so quali sono le mie competenze e come le devo esercitare. Tutto quello che sono divagazioni varianti sul tema sono illegalità. Non c'è altro da aggiungere. Quindi lei non teme Tosi? Ma io non temo Tosi anche perché lo conosco da una vita. Peraltro ho curato io la partita delle sue deleghe l'ultima volta quando è stato in regione. Però al di là di questo, penso fermamente che la politica, se non ha ben chiaro, l'ho detto anche per la scuola quadri questo, la distinzione dei ruoli, io faccio parte di quelle pochissimo, un gruppo che è sparuto di persone, forse non esiste neanche, ci sono solo io, che pensa che il futuro della politica sia quello della divisione della carriera, ad esempio. Penso che il cittadino prima o poi ci dirà, guarda, io penso che tu debba fare la tua storia nel partito, quando passi nell'amministrazione devi sospendere l'attività politica e viceversa, che è una sorta di garanzia, no? Penso che la piazza ce lo chiederà prima o poi. Vedrete che ce lo chiederà. Questo significa che lei è d'accordo con l'idea di abbandonare Roma, cioè di non andare più a Roma a fare politica di partito?
No, guardi, io sono convinto che se vogliamo abbandonare Roma bisognerebbe abbandonarla subito, inutile aspettare le elezioni, no? A me sembra logico, cioè, aspettiamo le elezioni perché? Se abbiamo deciso che non ci va più bene, via. Io sono stato a Roma, non penso di avere sprecato 2 anni di amministrazione e il risultato del mio lavoro lo avete registrato voi nei vostri giornali. Io sono l'artefice di una legge sull'etichettatura dei prodotti, prima il consumatore andava e non sapeva cosa comprava e cosa mangiava. Ho portato il Made in Italy in tutto il mondo, vedi le polemiche che si leggono con Buona Italia, vedi tutta la partita che ho fatto, che so, per l'etichettatura obbligatoria all'olio d'oliva, per la messa in mora degli OGM in Italia, il tema della mozzarella di bufala. Ho commissariato il consorzio di tutela della mozzarella di bufala, per dire. Allora Roma serve allora? No, io dico che io ho prodotto quando ci sono andato. Sono convinto che sia una battaglia persa. Sono convinto che comunque il potere sia gestito in maniera tale per cui noi lì abbiamo in un raggio, che so, di 2 o 3 chilometri, le 1000 persone che a prescindere dalle cariche elettive comunque governano il paese. E questa è una realtà della quale dobbiamo prendere conto. E penso che la forza dei territori deve partire dai territori. Quindi è irrimediabile la situazione, cioè non si può cambiare. C'è un rimedio. Noi dobbiamo crescere nei territori, avere un'interpretazione più stile SVP, no? Cioè io valgo tanto, cosa mi dai in cambio? Quel potere contrattuale che con Berlusconi non l'abbiamo fatto valere fino in fondo, no? Se io ti porto un bagaglio del 12% nazionale, quanto vale il mio pacchetto di voti? Forse ci vergognavamo di dirlo proprio pubblicamente, però la verità è che o porti a casa o te ne stai a casa. Professor Manocasa. Ma siamo alla vigilia di un crollo dell'euro ormai annunciato e un danno credo irreparabile. Abbiamo l'Europa che è spaccata in 2 parti, l'euro nord e l'euro sud. Io vorrei capire che cosa si propone una regione come il Veneto in questo momento di crisi, soprattutto nel momento in cui le aziende venete vanno verso l'estero e c'è una fuga di produzione verso l'estero e c'è una fuga di intelligenze verso l'estero, quindi c'è un impoverimento sostanziale del territorio che è esattamente il contrario di quello che succedeva 60 anni fa quando se ne andavano gli operai o se ne andavano i contadini. Ma guardi, io penso a questo, penso innanzitutto che quello che stiamo vedendo, io lo vedevo già nel 2008 quando andavo in Consiglio dei Ministri in Europa, dove vedevo che esattamente il tavolo del Consiglio dei Ministri era spaccato a metà, come dice lei, il sud e il nord. L'Europa mediterranea, l'Europa del nord che vuole le OGM contro l'identità produttiva del sud e altre partite del genere. Penso che 1928 miliardi di debito pubblico questo Paese non li ha fatti grazie ai veneti. E sono anche convinto che la politica di Monti sia totalmente sbagliata, ma non lo dico da esperto, lo dico semplicemente da uomo della strada che è convinto del fatto che questa azienda che si chiama Italia, se non pone fine a quelle falle che ci fanno ancora sprecare e spendere soldi, non riusciremo mai a rientrare con il nostro debito. Allora, 1900 miliardi di debito pubblico, 1928, che ci costano quasi 80 miliardi all'anno di interessi, si recuperano allocando responsabilità. Questo lo dice anche Giorgio Napolitano, dice il federalismo non è più una scelta ma è una necessità. Se io dico al siciliano che i suoi 26.000 forestali se li paga con le tasse dei propri cittadini, vedrà che forse torneremo al livello dello standard nazionale dove su 19 regioni ci sono 5.000 forestali, una da sola ne ha 26.000 e così via. Quindi federalismo, federalismo, federalismo. Qualcuno dice federalismo spezza l'Italia, non è vero, il federalismo è un movimento centripeto, cioè unisce. Se non si dà il federalismo ci si divide, ma ci si divide perché tutti i grandi osservatori dicono che comunque noi dobbiamo dare delle risposte ai territori. L'euro è una partita difficile e sono innanzitutto convinto che non possiamo illudere i cittadini. Verrebbe fin troppo facile dire usciamo dall'euro. I costi dell'uscita dall'euro sono ritrovarsi i conti correnti in banca ripuliti, in una notte. Le balle le va a raccontare qualcun altro, non il sottoscritto. 2. L'euro oggi ci permette comunque di avere una sorta di paracadute. Se noi non avessimo l'euro, comunque la crisi ci sarebbe, questa è una crisi internazionale, perché comunque i mercati sono ultra maturi, non abbiamo più i mercati di prima, abbiamo dei competitors che costano 5 euro al giorno, i cinesi, piuttosto che l'euro al giorno dell'indiano, abbiamo dei costi di produzione che sono fuori mercato. Allora chi ci ascolta cosa dice? Vabbè, cosa dobbiamo fare? Suicidarci? No.
Noi dobbiamo innanzitutto pretendere che ci siano delle leggi più chiare sul Made in Italy. Noi abbiamo delle produzioni dove bastano 3 lavorazioni e in queste ci mettiamo anche il packaging, il confezionamento, per dire che è un prodotto Made in Italy. Io parlo con i nostri produttori, che so, dello Sport System o della scarpa della Riviera del Brenta, e mi dicono, cavoli, se ci fosse una legge che ci dice 100% delle lavorazioni, riusciremo a comunicare meglio anche il prodotto italiano. L'altro aspetto, noi dobbiamo assolutamente oggi erogare garanzie per le nostre aziende. Lo stiamo facendo, la Regione del Veneto è l'unica che lo ha fatto, con ben 2 misure, un decreto sviluppo e un fondo di accesso al credito, per far sì che si diano le garanzie alle aziende che non ce le hanno più davanti allo sportello bancario. I cittadini dicono, ma la banca non ci aiuta. La banca fondamentalmente ti toglie l'ombrello quando c'è la pioggia e te lo dà quando c'è il sole. Però anche è vero che c'è una crisi di liquidità, non possiamo far finta di non saperlo. Oggi sul mercato finanziario c'è una crisi di liquidità. Allora, il tema è, se noi riusciamo innanzitutto ad avere la salvezza dell'euro, come lo si salva? Penso che ormai siamo tutti d'accordo. L'eurobond, cioè, se noi invece di porci davanti il problema di comprare un bonus spagnolo o un BTP italiano avessimo un eurobond, ci sentiamo più tranquilli rispetto ai nostri risparmi. 2, fare come fa la Federal Reserve, stampare. Ricordo che la BCE, cioè la Banca Europea, la Banca Centrale Europea, non ha mai stampato. Quindi la Banca Centrale Europea dice questo è il mio contingente di euro e questo resta in un mercato che è di 460 milioni di abitanti, che è un mercato operoso. E noi penso che imboccheremo questa strada. La Merkel oggi ha il 22% del consenso nel suo paese. Sarà l'ultimo capo di governo che se ne va a casa, perché sono andati a casa tutti di fatto. Avremo sicuramente delle forze riformiste che governeranno la Germania e ci sarà sicuramente un atteggiamento molto più prudente rispetto a quello che ha avuto la Merkel. Un esperto di finanza mi diceva che ha studiato la storia della Merkel e diceva che da ragazzina, lei andava al liceo, aveva una caratteristica. Quando andavano a fare la lezione di nuoto, lei si buttava in acqua sempre per ultima. E dice, da lì io partirei nel ragionamento. E a me sembra che è una battuta, però da lì partirei. Ricordiamoci che la Germania ha poco da gonfiare il petto, perché senza i nostri mercati non vive, perché noi rappresentiamo un mercato interno europeo importante per la Germania. Andiamo nei parcheggi delle nostre città e vediamo quante macchine tedesche ci sono, o gli elettrodomestici, o tutto quello che voi sapete. Antonio, direttore Ramenghi. Sì, senta Presidente, io volevo tornare non per ributtarla in politica, però Prego. lei l'accenno che ha fatto sulla necessità del federalismo, su Roma, eccetera, assomiglia molto alla prima Lega, come se nel frattempo la Lega non sia stata al governo tanti anni. Ecco. E quindi direi che sotto questo punto di vista si può certamente parlare di fallimento degli obiettivi che si era dato la Lega, prima ancora del cerchio magico e di tutti i problemi ultimi giudiziari anche che sono emersi. Insomma. Beh, guardi, io penso che se dovessimo fare la contabilità, come dice bene lei, non abbiamo portato a casa nulla da 14 anni di esperienza governativa. Penso siano 14 o giù di lì. Cioè, penso che il potere contrattuale che potevamo esprimere l'abbiamo espresso male e in pochi casi. Io penso che molti governi avrebbero rischiato di andare a casa se la Lega si fosse messa di traverso. Molto probabilmente è mancato il coraggio, forse la prudenza, forse anche il senso di responsabilità. O forse anche il fatto che stando a Roma alla fine non era poi così brutto come sembrava da Milano o... Guardi, io vivevo in albergo, ci stavo il meno possibile e sì. Non le portavano il mangiare in camera come qualche altro deputato? No, guarda, io non so niente di queste robe. Io vivevo in albergo, le mie ricevute, anzi non ce l'ho neanche più, ma vi do il nome dell'albergo, che è l'Hotel Empire, andate a chiedere, sono registrato il mio nome e pagavo con la carta di credito proprio per evitare. E dico che ognuno poi la vive come vuole. E io lo vivevo un po' da soldato, no? Cioè tu vai lì, hai una missione che è quella, a me hanno affidato l'agricoltura, a testa bassa mi sono occupato di agricoltura. Comunque non volevo ritornare invece sull'economia e su quest'ultimo discorso che lei faceva. Veneto Sviluppo, l'assessore Coppola ha detto che si sente mortificata per le difficoltà che incontra. Io vorrei che lei ci spiegasse bene, visto che dentro ci sono anche gli istituti di credito, e quindi vedere qual è il rapporto in questo momento tra regione e banche e vedere che cosa si può fare
per riprendere l'economia che sta mordendo, la crisi sta mordendo il nord-est in modo molto forte, e le prospettive per l'autunno sono molto nere, sia dal punto di vista dell'occupazione che per quanto riguarda la tenuta sociale stessa delle nostre città. Ma guardi, noi abbiamo 152.000 disoccupati, 80.000 dei quali hanno perso il posto grazie a questa crisi, a causa di questa crisi. Veneto Sviluppo è solo la punta di un iceberg che rappresenta il problema generale. Se noi vedessimo il fatto amministrativo da semplici cittadini, nessuno di noi lo è, avremmo la soluzione immediata per tutti i mali. Il problema è che la bestia nera è la burocrazia. Cioè noi rappresentiamo delle istituzioni che sono l'ufficio complicazioni affari semplici. Veneto Sviluppo nella fattispecie, è bene ricordarlo, perché poi la gente magari poi rischia di banalizzare, cioè non è un contenitore che ha i soldi da distribuire, è un contenitore che è vigilato dalla Banca d'Italia, quindi viene vissuto come una banca, come un istituto di credito, quindi ha tutta una serie di mansioni, di obblighi rispetto alla Banca d'Italia, nel cui consiglio di amministrazione ci sono le banche. A Veneto Sviluppo chiediamo più tempestività. Effettivamente non è stato tempestivo. Se pensa che io ho lanciato l'idea del fondo di accesso al credito da candidato a Presidente della Regione, l'ho realizzato dopo un anno e mezzo. Lo hanno realizzato dopo un anno e mezzo. C'è stato un problema di aggiornamento dei tassi. Adesso sembra che definitivamente sia decollato, c'è una sessantina di prime domande che sono state presentate, e questo è un tema. L'altro grande tema, e la ringrazio per la domanda, è quello del famoso decreto sviluppo, che quello è stata l'idea di mettere attorno a un tavolo un po' tutti gli interlocutori del territorio. La nostra sfida è la sfida delle parti sociali, la sfida della cooperazione, la sfida degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, e di dire, bene, proviamo a riorganizzare il sistema. Noi abbiamo dedicato 1.300.000.000 di euro, ho preteso che fosse fatto un cronoprogramma in modo tale che ogni cittadino può leggere la misura e capire i tempi, cercando di portare ancora risorse sulla ricerca, sull'innovazione, su tutti i temi dell'accesso per i giovani. Un giovane su 4 in Veneto è disoccupato e 2 giovani su 4 sotto i 30 anni sono precari. Il tema del reinserimento lavorativo, i 152.000 disoccupati, molti hanno più di 50 anni, per cui difficilmente ricollocabili. Il tema, ad esempio, dei suicidi, che è un tema che abbiamo affrontato, che è il tema, ieri sera ho avuto un messaggio, un altro imprenditore si è suicidato a Tarzo, mi ha messaggiato il sindaco, e penso che anche questo sia qualcosa da dire. Però ricordiamoci, qui c'è anche un malcostume. Da un lato gli enti che non pagano in virtù del patto di stabilità. Noi abbiamo 1.312.000.000 bloccati presso la tesoreria. Dall'altro anche il malcostume di imprenditori che non pagano imprenditori. Glielo dice uno che conosceva una terra dove l'onorare un conto, un debito era un fatto etico. E devo anche dire, e lo dico sempre ai magistrati quando li trovo, che qualcuno dovrà mettere mano al diritto fallimentare, no? Non è possibile che tu metti attorno a un tavolo gli artigiani che hanno lavorato per te, gli dici avanzi 100, ti do 10 se no fallisco, e tutti cedono, perché questo sta diventando un modo per fare un business facile, il famoso tavolo di preconcordato fallimentare. E questo è un malcostume che è molto diffuso in Veneto, e questo lascia spazi anche a molta gente che vuole comportarsi in maniera non proprio pulita. Forse il problema, prima di fare una post domanda, potete intervenire indubbiamente. Veneto Sviluppo, fuori il problema di Veneto Sviluppo anche il problema delle nomine, della politica pervasiva all'interno di enti importanti dove magari non figure totalmente tecnicali potrebbero essere sufficienti o indispensabili, però mi pare che sia molto all'ordine del giorno il fatto di mettere le persone giuste nei posti giusti. Veneto Sviluppo è la grande banca della regione Veneto, sappiamo benissimo io e lei che c'è di grossi problemi per le nomine politiche in questo istituto, di gente anche magari non preparata, non all'altezza. Volevo capire, visto che siamo di fronte a delle nuove nomine, se verranno fatte delle nomine all'altezza oppure se dovranno essere ulteriormente riciclati politici che magari prima si occupavano dell'ATER, non lo so, di altri enti così, diciamo così, non propriamente legati a quella che deve essere una grande sfida, che è quella di riuscire a far funzionare, no, al di là dei problemi burocratici che lei ha giustissimamente individuato, una entità fondamentale nel grande snodo della crisi e del credito nei confronti di aziende
che di fronte alle banche il credito non ne hanno. Quindi tema politico delle nomine, delle competenze. Guardi, io domenica ho fatto un discorso all'assemblea della Lega e ho detto una cosa che, a dispetto di quello che la gente può pensare, ha avuto consenso dal pubblico. Voi l'avete totalmente ignorata. L'etica. No, a parte l'etica. Ho detto che non è un requisito essere segretario di sezione del nostro partito per avere una nomina. Che è bene che cominciamo a ragionare del fatto che quando si nomina uno deve essere all'altezza dell'incarico che gli si dà. Quindi per quello che mi riguarda, quando troverà direttore la mia firma su una nomina, è autorizzato a farmi il contropelo se il curriculum non è corrispondente. Premettiamo, la mia non è un fatto di laurea o non laurea, no. Perché non condivido chi va a discriminare le persone, ma le competenze sì. Le competenze sì. Dopodiché le ricordo, lei ha citato Veneto Sviluppo, che sono nomine di competenza del Consiglio regionale poi alla fine. Quindi l'Assemblea legislativa del Veneto, come accade per altre nomine, tipo i segretari regionali eccetera, si esprimerà. Io mi fermo qui. Ad esempio i direttori generali delle ULSS le posso garantire che dovranno essere persone che avranno curriculum solidi. Tosi nella sua riforma, sa benissimo che c'è in atto questo testo che emenderebbe la riforma sanitaria che voi state varando, no? Gestita dall'assessore Coletto, che è veronese, dove ci sarebbe mettendo le mani anche Tosi. E mi pare che proprio sul discorso delle nomine, sul potere di nominare chi, ci sia in atto questa battaglia. Ha paura cioè quest'asse veronese nella sanità. Che esiste, lo sappiamo tutti quanti, lei per primo probabilmente, no? Che ha portato a Verona ad essere la provincia che probabilmente ha il maggior numero di ospedali, il maggior numero di posti letto e che forse dovrebbe dimagrire un po'. Volevo chiedere se da questo punto di vista vedremo, adesso che Tosi ha ancora più potere, questo dimagrimento di Verona, oppure se Verona sarà centrale rispetto ad altre province come Padova, come Vicenza, come Treviso. Ma guardi, innanzitutto chiariamo una cosa, che l'emendamento l'ho chiesto io e a me non risulta che Tosi stia lavorando su questo emendamento. L'ho chiesto io perché ci sono delle cose approvate in commissione che non condivido. Gliene cito una per tutte. Non condivido il fatto che l'unico segretario regionale tra i segretari, cioè tra i grandi direttori, che fra l'altro noi adesso chiamiamo direttori, non saranno più segretari, saranno di meno, sia l'unico nominato dal Consiglio sia quello della sanità. Cioè quello dell'economia piuttosto che quello dell'ambiente nominati dalla Giunta, quello dal Consiglio. E non condivido, ad esempio, l'altro aspetto sul quale troverà posizione in quell'emendamento, che il direttore generale dell'ULSS, siccome dovrà essere valutato se ha fatto bene o male, dovrà avere il premio di produzione oppure no, abbia 3 livelli di valutazione, uno dall'Assemblea dei Sindaci, uno dal Consiglio regionale e uno dalla Giunta regionale. A me sembra che in nessuna azienda si va a fare la valutazione al dirigente dai sindacati, dai lavoratori e dal consiglio di amministrazione. Troppe valutazioni quindi. Sì, anche perché questa persona rischia umanamente di dover rispondere a 3 realtà diverse. Quanto gli ospedali Verona non Verona? Guardi, in Veneto le posso garantire io, applicheremo i costi standard. Non avrà altro di avere la pazienza di vedere il piano sociosanitario che portiamo dopo 18 anni in questa regione. Ecco, sul piano volevo farle poi qualche domanda. E poi mi zittisco. E nel quale introdurremo il tema dei costi standard, che è quello dei posti letto, che è quello dell'operatività, pensando che i cittadini debbano essere curati tutti alla stessa maniera. Non è colpa di Tosi se ci sono tutti questi ospedali a Verona o se ci sono più posti letto o altre partite del genere, come accade in altre province. È una storia che abbiamo ereditato. Treviso, la mia provincia, ha chiuso ospedali quando io mi occupavo di tutt'altro. Altre realtà no. Ecco, prego. No, era proprio sul tema del piano sanitario. Prego. È probabile, anzi è quasi certo, che i trasferimenti caleranno ancora sulla sanità da parte del governo centrale. La sanità veneta ha i conti attualmente in equilibrio, però è chiaro che applicando i conti standard ma avendo un calo di risorse c'è da fare i conti con dei tagli, ecco. E qui ci sono diverse opzioni e quindi volevo chiederle lei come pensa che deve essere orientato questo piano sanitario, con i tagli degli ospedali, la riconversione di alcune strutture in presidi, l'ospedale di Padova,
Sono tanti gli argomenti. Guardi, le confermo che l'ospedale di Padova siamo alle battute finali per dare proprio l'avvio adesso, nel senso che io ho dovuto riorganizzare qualcosa che non c'era, non esisteva. La storia dell'ospedale di Padova era una storia giornalistica, punto. Non c'era dichiarazione di pubblica utilità, non c'erano impegni con i privati, non c'era nulla. Il vuoto spinto. Quindi abbiamo fatto un percorso tecnico e legale che ci permette di non andare in galera e di dire ai cittadini queste sono le carte messe a posto. Mi fermo qui. Quindi si va, io spero che per fine anno ci sia anche l'aggiudicazione, sono 650 milioni. Il futuro della sanità, direttore, non è quello dei posti letto, il futuro è quello dell'alta tecnologia. L'ospedalizzazione media di una regione, penso il Lazio, è di 30 giorni, l'ospedalizzazione media del Veneto è di 7 giorni, quindi day hospital, day surgery e l'alta tecnologia. Una radioterapia generica distrugge tutti i tessuti attorno alla cellula tumorale per colpire la cellula tumorale, come sparare un passero con un cannone, quindi distruggo un condominio per ammazzare il passero. Una radioterapia degna di questo nome ammazza il passero con la carabina di precisione e il condominio resta in piedi. Questo vuol dire che bisogna anche abituarsi a fare un po' di più strada, ma essere curati bene. Quindi noi riconvertiremo quello che serve riconvertire, ma ai cittadini non dobbiamo far passare l'idea che chiuderemo l'ospedale vicino a casa. Vicino a casa avranno qualcosa di più che oggi non hanno. L'assistenza dell'urgenza e emergenza dell'ultimo miglio che oggi non c'è. Da Rocca Pietore a Badia Polesine non tutti i cittadini possono avere la stessa efficienza in caso di emergenza. Perché l'infartuato deve essere curato meglio se gli viene l'infarto davanti alla clinica universitaria di Padova e se avviene dalle mie parti deve fare le corse con l'ambulanza? Cioè, questa è la filosofia, quindi più tecnologie, investire molto nelle professionalità e l'emergenza urgenza. E poi c'è tutta una declinazione. Tasse, non abbiamo intenzione di applicarne. Abbiamo ereditato una regione senza l'IRPEF, l'addizionale IRPEF, che vale circa 160 milioni di euro all'anno. Era una regione che ci ha lasciato 1.312 milioni di euro di buco nella sanità e ci ha lasciato bilanci sempre in passivo. Da quando ci siamo noi chiudiamo i bilanci in attivo, non abbiamo applicazione di tasse e vogliamo continuare così. Quanto taglierà lo Stato? 1,5 miliardi. Quindi sarà una fetta di quel 1,5 miliardi. Affronteremo anche questa nuova sfida. Mario Gervasutti. Prima abbiamo parlato di poltrone, di come distribuire, però da un presidente di regione leghista mi sarei aspettato una frase e azioni conseguenti del tipo dimezziamo le poltrone, cioè anziché discutere di chi mettere in determinati posti, discutiamo di quante poltrone eliminare, poltrone di cui deve decidere il destino la politica. Forse non è questo, al di là delle vicende giudiziarie o del Trota, quello che in questi ultimi tempi la Lega ha pagato, cioè non aver fatto questo tipo di politica, essersi adeguata all'andazzo in sostanza. No, innanzitutto la Lega paga per colpa dei pasticcioni, dei superficiali e di una pattuglia acrobatica che pensava di essere nel jet e fare le evoluzioni in cielo, invece era in bicicletta in giro per le stradine di campagna. Questo è quello che è accaduto. Perché se uno ha un approccio, purtroppo io ce l'ho solo che amministrativo, avendo sempre fatto l'amministratore, si rende conto subito che alcuni presupposti ci avrebbero portato solo lì. Quanto alle poltrone, grazie per la domanda, da quasi 2 mesi io sulla mia scrivania, l'unico documento che ho nel cassetto, ho già il monitoraggio di tutte le, e non esiste in Veneto, non chiedetemi perché non ve lo do, di tutte le aziende del Veneto, di quanti consigli di amministrazione, quanti amministratori abbiamo, di quanto sono pagati, a che bilanci fanno capo, se i bilanci pagano solo regionali? Regionali. Di competenza regionale, sì. parliamo. Se i bilanci pagano solo indennità o producono qualcosa, se hanno senso di esistere, con una proposta anche di chiusure. A che punto siamo? Almeno se non ci vuol dare l'elenco. Il documento è pronto. E la situazione com'è? La situazione è abbastanza preoccupante. Io lo porterò in giunta, ho atteso che passasse la campagna elettorale per evitare, perché è un documento che ha un peso politico non indifferente, perché comunque vuol dire... Preoccupante nel senso che c'è tanto da tagliare? Secondo me sì. Per chi è preoccupante? Ma no, è preoccupante in generale. Guardi, è preoccupante per le poltrone, però io dico, lo dico sempre ai consiglieri, è un problema di approccio.
il problema non è di andare lì a fucilare uno che è sulla poltrona. Decidiamo che quella poltrona sparirà quando non ci sarà più chi c'è seduto sopra. Sarebbe già un grande salto di qualità. Ma se mai lo facciamo, fra 3 anni, quando si andrà al rinnovo, avremo ancora tutto il giro del carrozzone. Allora, abbiamo capito che sono delle società che non hanno più senso di esistere, perché sono cambiati gli anni, perché non... Veneto Agricoltura, ne citiamo una. Abbiamo già avviato un processo su Veneto Agricoltura e vedrà il Consiglio partecipe, cioè diciamo ridimensioniamo tutto, riportiamo tutto all'interno della regione, ma io penso ce ne siano tante altre che potrebbero fare sta fine. Perché i sindaci leghisti o i presidenti di provincia leghisti a cascata non hanno attuato un meccanismo di questo genere? Lo dovrebbe chiedere a loro. Io dove sono andato l'ho sempre fatto. Cioè io non ho... Cioè, lo dovrebbe chiedere. Quindi la domanda ritorna a quella iniziale. Non è che è anche per questo che la Lega è andata incontro alle difficoltà che sta attraversando? L'elettore della Lega si aspetta colpo sulla porta e lanciafiamme. Questo è quello che ha in mente l'elettore della Lega. Cioè scardinare il sistema in maniera violenta, ma violenza, cioè non violenza fisica, violenza con decisionismo. Io penso che molte cose che si potevano fare non si sono fatte, per la ragione di Stato, per il quieto vivere, perché qualcuno si era troppo adagiato, non lo so. Anche per ricerca di consenso, diciamo, in molti casi. Sì, le dirò che poi un male che noi oggi stiamo vivendo, e lo si vede in tutte le comunità, diciamo, occidentali, è quello che la democrazia spinta all'ennesima, sublimata, definiamola così, porta a non decidere più nulla. E penso che il primo guaio ai quali i cittadini dovrebbero pensare è che se la politica è legata al consenso, il consenso è populismo. E quindi il cittadino deve anche capire che le azioni che fanno bene al popolo spesso sono impopolari. Proviamo a immaginare, a entrare nella testa di un cittadino veneto di 50 anni fa, e se gli avessimo detto che volevamo disegnare la sanità del Veneto che abbiamo oggi, ci avrebbe detto che cioè, vai a casa, sparisci, non farti più vedere. Oggi ci vantiamo di questa sanità. Pensate a un'opera pubblica, alle scelte che io ho fatto nella mia provincia. La mia provincia nel 2000 ha chiuso tutte le discariche e ha detto ai cittadini fate la raccolta differenziata spinta. Oggi nessuno si sogna di buttare la buccia di banana nella carta. In quegli anni facevano i comitati contro il presidente della provincia. Le rotatorie. Io ne ho fatte 450 in 8 anni. C'è un trevigiano che lo sa. Ecco, io avevo i comitati contro le rotatorie. Oggi si fanno i comitati per togliere i semafori e mettere le rotatorie. Governatore, Buonitalia, cosa mi racconta? È stato criticato in maniera pesante. Guardi, Buonitalia, ringrazio anche lei per la domanda, che mi aspettavo. Buonitalia è una gran farsa quello che si legge e si dice, e ve la spiego subito. Io sono arrivato al Ministero, Buonitalia è una delle tante società del Ministero, non capisco perché non si parli veramente di quelle che sono fallimentari, potremmo farne nome una per tutte, Unire. Allora, che è quella di Cavalli. Arrivo al Ministero, trovo una società con 18 dipendenti, 11 più o meno assunti da Alemanno e 7 assunti da De Castro, i 2 ministri che mi hanno preceduto. Fatturato della società 390.000 euro. Conto in banca 50 milioni di euro, con 1.800.000 euro all'anno di interessi pagavano i dipendenti. Finita la società. Prendo, sblocco i 50 milioni, faccio fare un decreto, del quale non si parla mai giustamente, perché sennò casca l'asino, che si chiama decreto criteri, e do in mano a una commissione di dirigenti del Ministero, non a me, di stabilire quali sono i progetti che possono passare in totale autonomia e quali no. Vengono presentati 67 progetti, ne vengono finanziati 59, la Commissione decide che vanno bene quelli, di finanziarli, e lì dà le anticipazioni. A quel punto io vado via, non sono più ministro. Arriva un altro ministro, il ministro Galan, si blocca tutto. Cioè, sembra che il ministro abbia anche detto che non lo convincevano. La stessa Commissione che ha deliberato i progetti e che ha dato gli anticipi, blocca tutto. Va via il direttore che ho messo io, l'unico direttore che è andato a Buonitalia con un curriculum degno di Buonitalia, l'unico direttore che è andato a Buonitalia con un curriculum degno di Buonitalia, Brunello, che ha fatto 25 anni di internazionalizzazione nel pubblico e nel privato, va via. Brunello aveva la casa, no, Brunello ha rinunciato a 150 euro al giorno
di indennizzo, 140.000 euro lordi di stipendio all'anno, più 150 euro al giorno di vitto e alloggio. Rinuncia ai 150 euro e si fa dare l'appartamento perché spendeva meno. Va via Brunello, il ministro Galan ci mette un suo uomo, su cui io non ho nulla da dire, sta lì un anno, non succede niente, tutto fermo. Prima di andare via il ministro Galan, questo uomo lo mette a fare il presidente di Cinecittà. Arriva un altro ministro, nomina un commissario che costa circa 400.000 euro all'anno, passa un altro anno, non succede niente e siamo ad oggi. Allora io dico, quella commissione, se ritiene che i progetti siano stati fatti male, non li deve pagare, perché li aveva già decisi che andavano bene. Deve solo dire se sono stati fatti bene o no. Se sono fatti male in parte, li pagherà in parte, se no li deve pagare tutti. Sono passati 2 anni e mezzo. E come mai è venuta fuori allora questa... Perché tutti gli anni in campagna elettorale esce il tormentone di Buonitalia. Vado a vedersi la stampa, tutti gli anni, l'ultima settimana, esce il tormentone di Buonitalia. Chiarita, governatore... No, non è chiarita, c'è un'altra roba da dire, sì. che il crack di Buonitalia non esiste, perché i famosi 50 milioni sono ancora lì in cassa. Si stanno portando in liquidazione per Buonitalia. Sì, si sta portando in liquidazione perché nessuno si prende più la responsabilità per pagare i conti. E perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché i progetti non sono stati fatti bene o perché c'è qualcuno che vuole far fuori quello che c'era prima? No, vi dico io perché... Qual è il motivo per il quale si porta una società in liquidazione con 50 milioni o 30 allora, 50 scusami, milioni di... capiamoci, se una commissione 2 anni fa dice che il progetto di andare sulla Luna va bene e ti dà il 50%, dopo 2 anni ancora non ti liquida il resto del 50%, c'è qualcosa che non funziona. Bene. A questo punto io salterei tutto il passaggio, vi dico come andrà a finire. Chiameranno tutti i creditori attorno al tavolo, dicono vi liquidiamo il 40-50 e poi voi avete l'obbligo come giornalisti di andare a controllare dove andranno i soldi rimanenti. Vedrete dove andranno i soldi rimanenti. Andranno da Roma in giù. Quella sarà la fine che faranno. Perché le accuse fatte nei suoi confronti Ma non è vero, in report che sono andati da Roma in su, non anzi in buon Veneto. Non è vera, il quoziente, allora non è colpa mia. Noi, Sì, tanto no. per gli spettatori che abbiano magari tutte le caselle al loro Allora, posto, l'accusa fatta nei suoi confronti dalla trasmissione Report, diciamo così, era quella che, un'accusa che poi invece magari può diventare un pregio, quello che lei ha fatto per il Nord ad esempio, no? Quella di aver trasformato Buonitalia in Buon Veneto, cioè aver fatto lavorare ristoratori, fatto lavorare tutti come commercianti, artigiani, cioè tutti coloro che venivano dalle stesse zone, provincia di Treviso, provincia di Vicenza, il Radicchio, cose ottime per il Veneto. Probabilmente anche perché magari siccome forse è stata una sorta di nemesi e di vendetta nei confronti del Veneto, perché molto spesso i ministeri dell'agricoltura hanno sempre guardato al sud, no? Le mozzarelle di bufala eccetera eccetera. In questo caso c'è stata l'accusa opposta, cioè il presidente Zaia accusato di aver fatto lavorare troppo i veneti. Ma guardi, c'è del dice vero questo, e... l'ho detto anche a Report, chi dice questo non sa neanche di cosa sta parlando. Dei 59 progetti approvati, che hanno circa un ammontare all'anno di 13 milioni di euro per le 3 annualità, cioè il flottante andato ai Veneti è infinitesimale. Cioè, ad esempio ci si dimentica che anche nel Consiglio di amministrazione di Buonitalia ci sono dei rappresentanti federalimentari che erano lì a garantire la coralità dei finanziamenti. Le faccio un esempio, non è colpa mia se la più grande fiera al mondo del vino, nel paese più grande produttore del vino al mondo che è l'Italia, è a Verona e gli diamo 3.800.000 euro per andare a portare la fiera di Verona e quindi i vini italiani in tutto il mondo. Non è colpa mia se Grana... il burattinaio tutto questo è Galan che accusa praticamente, ha messo in piedi tutta questa storia per accusare lei. Io non parlo... Perché Galan l'altra sera su Report ha lanciato grossi accuse nei suoi confronti, più o meno, per cui voglio dire... Siamo alla solita guerra tra, cioè Galan che... Ma la guerra si fa in due, io non la faccio, per cui non esiste. Volevo dire che non è colpa mia se il consorzio del Grana Padano o il Parmigiano Reggiano, che sono 2 tra le prime 5 DOP italiane, assieme alla mozzarella di bufala, al San Marzano, al San Daniele e al Parma, è al nord. Non è colpa mia se San Daniele è al nord, se Parma è al nord. Io non so cosa farci. Report mi dice, ma avete dato i soldi ai veneti per la carne? Il 40% della carne nazionale si fa in Veneto. Quindi hanno taroccato i dati? No, non sono giusti i dati? Report ha portato i dati giusti, solo che ha preso una torta, ci ha tagliato una fettina, ha fatto un focus sulla fettina. Io sono il ministro che ha fatto l'unica campagna che ha fatto il ministero, l'ha fatta per la mozzarella di bufala. Se la pizza napoletana ha l'STG, il riconoscimento europeo, è grazie a me.
Se c'è l'etichettatura dell'olio d'oliva, che non mi risulta che sia un prodotto di punta del nord, è grazie a me, e posso garantire che quando io vado nelle campagne al sud potrei vivere e mangiare gratis tutto il tempo, perché i contadini mi vogliono bene. Governatore Zaia, c'è una città del Veneto che la preoccupa più di altre? Belluno. Per quale motivo? La provincia di Belluno. La provincia di Belluno si spopola di circa 1000 abitanti all'anno, ha in questo momento 1000 persone che rischiano di diventare dei disoccupati, sto parlando della Safilo. La provincia di Belluno è l'unica provincia in Veneto, e mi permetto di dire forse anche nazionale, che è tutta montana, quindi vive la difficoltà della montagna e vive un'altra difficoltà che è quella di avere il paradiso terrestre, l'Eden al di là dei confini, Trento, Bolzano e il Friuli. Noi siamo andati, governatore, a tutti i sindaci e abbiamo chiesto loro che le chiedano qualcosa come Presidente della Regione Veneto. Non era concordato, lo dico. Non era concordato, assolutamente non era concordato. Iniziamo con il sindaco di Vicenza, Achille Variati. Sentiamo cosa le chiede. Noi sindaci siamo persone concrete e mi rivolgo a un amministratore concreto come è il Presidente Zaia e gli chiedo due cose. La prima, quel bacino di espansione a nord di Vicenza, in zona Caldogno, e quello un po' più piccolino a nord di Viale Diaz. Due realtà assolutamente indispensabili per evitare che Vicenza vada sotto acqua come l'ultima alluvione. Mano ferma e chiedo tempi certi. La seconda questione riguarda un'opera attesa da tanti anni, ai limiti della vergogna. È una variante alla strada provinciale 46, quella diretta da Vicenza verso Thiene Schio, aree fortemente produttive, e lì c'è un passaggio di mezzi pesanti, un traffico terribile tra le case. C'è questa variante, è arrivato il progetto definitivo, c'è un accordo di programma tra ANAS, Comune, Provincia, Regione, Autostrada, però mancano ancora dei quattrini e la Regione non può girarci le spalle su quest'opera così importante. Prego Governatore, poi ovviamente Ario Gervasutti. Ma guardi, se dipendesse da me penso di averlo dimostrato con l'alluvione. Ero commissario, mi confrontavo, mi mettevo davanti allo specchio, mi guardavo. In 9 mesi abbiamo distribuito risorse, siamo intervenuti, abbiamo fatto 277 opere pubbliche per un controvalore di 100 milioni di euro, 9 mesi, iniziate e finite. Fare i bacini ci metterei poco, poi mando gli escavatori. Il problema è che non è più fase commissariale e sta diventando ufficio complicazioni. Nel senso, primo, non bisogna far credere ai cittadini che se domani piove è colpa del Presidente della Regione. Per 80 anni in Veneto non si è fatto nulla di casse di espansione di grandi opere idrauliche. Noi abbiamo avuto il coraggio di finanziarle e farle partire. Ovvio che qui stiamo parlando 2015-2016 come inaugurazioni. Stiamo parlando di bacini, tranne Viale Diaz, che è sostanzialmente un piccolo invaso a nord di Vicenza. Stiamo parlando di bacini da 4, 5, 6 milioni di metri cubi. E le posso garantire che chiunque può controllare la velocità che stiamo avendo, ma è la velocità dettata dalla legge. Mi diano i poteri commissariali. Io l'ho detto anche al governo, ci diano i poteri commissariali. Questo paese si risana con un sistema solo, poteri commissariali agli amministratori, sindaci, presidenti di provincia e presidenti di regione. Poi rispondiamo noi in proprio. Il problema non è fare una gara, il problema è avere 50.000 pareri. Chi ha seguito l'alluvione si ricorderà che i problemi più grandi, penso Vicenza, ne è uno, il famoso muretto di Vicenza, in centro, era quello di concordare la sovrintendenza con gli alluvionati che piangevano, concordare quanto alto doveva essere il muretto. Certo. Ario Gervasutti. Ricordo perfettamente e concordo con il fatto che con i poteri commissariali si potrebbero velocizzare molte infrastrutture, soprattutto fondamentali, come gli invasi, ma anche, e mi aggiungo alle richieste e alle sollecitazioni del sindaco di Vicenza, ma anche per esempio la TAV, l'alta velocità. Ecco, Vicenza ha presentato finalmente, devo dire, la colpa è dei vicentini, a scanso di equivoci, ma finalmente ha presentato la soluzione, il progetto per lo snodo di Vicenza, cioè per l'attraversamento della parte che ancora manca per completare la progettazione dell'opera. Da questo punto di vista, adesso c'è la condivisione di tutti gli agenti di Vicenza.
c'è un progetto credibile, c'è un progetto che ha lo stesso costo di quello preventivato precedentemente, si tratta di velocizzare il tutto. Da questo punto di vista, l'intervento di un commissario, quindi il commissariamento da lei auspicato anche per altre opere, non sarebbe una soluzione che potrebbe così consentire a tutto il nord-est di beneficiare al più presto di un'opera fondamentale? Ma io sono assolutamente convinto di questo, l'ho detto anche poc'anzi, cioè il potere commissariale è quello che quantomeno ci permette di districarci all'interno di sta selva. In questo caso non è il Presidente della Regione che deve chiedere il commissariamento no, in questo, al a parte il Presidente. fatto che c'è già un commissario sulla tavola che potrebbe avere una sua estensione, perché se devo dire come la penso così, proprio a scottadito, penso che sia inutile nominarne un altro commissario, facciamone uno solo, ci costa anche la metà e che si occupi di tutto. La verità è che forse varrebbe anche la pena di pensare alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, perché non è possibile assistere a questa vergogna. Cioè il Veneto è letteralmente tagliato fuori dal corridoio 5 su rotaia, perché qualcuno 10, 20, 30, 40 anni fa, tanto paga pantalone, tanto non si farà mai, li abbiamo sentiti tutti questi discorsi, non ha mai deciso. E a me questo inquieta, perché noi abbiamo un deficit infrastrutturale e di logistica rapportato all'Europa che è pauroso. Noi adesso stiamo discutendo il corridoio Adriatico-Baltico con Dolfer, che è il successore di Haider, e Renzo Tondo, ma che è anche quello la possibilità di dar vita a questo Adriatico, no? Cioè noi abbiamo la fortuna di avere questo grande lago, definiamolo così, che è l'Adriatico, i porti, tutto, però se non ci portiamo la viabilità la gente non si muove più con la carrozza e il cavallo. Da questo punto di vista si è sempre detto che il Veneto, che è una regione di anarcoproduttori, una regione di grande ricchezza, sono tutti archimedi pitagorici, ma è mancata spesso la capacità di fare lobby, la capacità di mettere insieme le forze. Quanto il Veneto, quanto a Roma ha capito che la partita dell'Adriatico, porti, corridoio baltico, TAV è importante, quanto è veramente all'ordine del giorno il tema del traffico nel corridoio meridionale e quanto il Veneto può fare e sa e deve saper fare, o quali sono i problemi se non è riuscito a farcela fino ad oggi per cercare di risolvere questo problema, di mettere ai primi punti dell'agenda di Roma, non del nord-est, di Roma. Cioè quanto c'è la coscienza di questo e quanto invece c'è il problema di non saper rappresentare a Roma una lobby o la volontà vera del Veneto. Ario prima giustamente ha detto la colpa è stata di Vicentini che non hanno saputo produrre un progetto, abbiamo aspettato 1 o 2 anni in più, sulla TAV abbiamo presentato 3 progetti in 2 anni, cioè non è un po' anche colpa nostra, non è anche la incapacità dei veneti come classe dirigente, mettiamoci dentro tutti, politici, imprenditori, giornalisti, tutti, di non essere riusciti a comunicare in modo chiaro, in modo forte, no? Questa volontà di avere la TAV e di riuscire a portarla a casa. C'è un problema solamente di Roma ladrona o anche di deficit di classe dirigente? Ma dove guardi, ci mettiamo dentro tutti? Io dico spesso, no, che il primo nemico del nord è il nord. A me sembra lapalissiano, basterebbe guardare le scelte politiche che si fanno o le condivisioni su alcune strategie. Io sono convinto, le dico come l'ho vissuta io a Roma. A Roma c'è un dogma. Quelli chiedono e sono pieni di soldi, punto. Cioè la richiesta del nord non è vista come la richiesta del siciliano, del calabrese, è la richiesta di gente del partito IVA. Noi abbiamo sbagliato nella comunicazione, noi non dobbiamo sempre dire, io l'ho detto magari a Report perché va bene, guarda che abbiamo la partita IVA ogni 7 abitanti, ma con questa storia di dire che abbiamo le partite IVA, con la storia di dire che abbiamo i capannoni, finisce che chi non ce li ha dice ma cosa vogliono sti qua? Io a Roma ho sentito frasi di ma cosa, voi avete problemi di viabilità, venite a vedere il raccordo anulare. Cioè a Roma si ragiona così. La verità è che chi è causa del suo mal pianga se stesso, lei ha ragione direttore quando lo dice, perché poi è un problema anche della comunità. Io ho vissuto i tempi dell'alluvione o i tempi di alcune decisioni strategiche, la TAV, alta, bassa, complanare alla 4, la facciamo litoranea, la verità è che spostiamo il problema ogni volta da un posto all'altro.
ma non si decide mai. Quindi adesso ben venga il lavoro che sta facendo il commissario, l'architetto Mainardi, che dice facciamo questo benedetto studio di fattibilità complanare alla ferrovia e poi si finisce lì. Anche Flavio Tosi vuole chiedere qualcosa. Prego. Sentiamo cosa le chiede Flavio Tosi. Una serie di problemi da affrontare insieme al governatore. Alcuni sono specifici e realtà per realtà, altri sono generalizzati. Sulla nostra realtà uno dei temi da affrontare sarà quello delle superfici commerciali, perché la città di Verona, per scelte del passato, è circondata da centri commerciali ma non ha centri commerciali. E quindi bisogna ragionare su questo insieme anche alle categorie che rappresentano quella parte dell'economia, ma su determinate aree un ragionamento si può fare, in particolare su quelle di proprietà pubblica che potrebbero essere valorizzate, e questo è uno dei ragionamenti. L'altro sicuramente, che verrà posto anche da altri, è quello del trasporto pubblico locale, perché con il taglio che è stato praticato, non per colpa della Regione perché sappiamo che sono tagli derivati, però dovendo scegliere credo che la Regione debba privilegiare le risorse per appunto il TPL, per trasporto pubblico, e soprattutto rivedere il criterio di riparto, perché non è possibile che il comune capoluogo da solo si porti via quasi la metà di tutto il territorio regionale. È chiaro che c'è qualcosa che non va nella proporzione e questa è una cosa che vale parecchie decine di milioni complessivamente, quindi un riparto su criteri più omogenei, più realistici, porterebbe forse anche a risolvere più di qualche situazione nelle varie province. Cosa risponde il suo segretario? Beh, guardi, al mio segretario rispondo questo. Rispetto ai centri commerciali, è vera l'analisi che fa lui, cioè dice Verona è circondata, ma in città se uno deve fare la spesa, c'è la spesa, cioè in generale se deve andare a fare le compere non ha, molto ovviamente lui ha in mente anche qualche area da valorizzare, non so. Io dico questo, ed è quello che gli ho risposto per iscritto, questo è frutto anche di un'istanza del Comune. Io ho detto finché c'è questa legge regionale non si può fare, punto, ci vuole una modifica della legge. Cioè, dobbiamo anche fare in modo che i cittadini non pensino che il governatore abbia poteri sovrannaturali. Qui ci sono le leggi, se ci sono bene, se no no, pazienza, cioè è così. Il Consiglio regionale, secondo me, deve essere chiamato a fare un'interpretazione autentica di questo problema. Un problema che hanno anche altre città. Io penso che bisogna mantenere il commercio nei centri cittadini, perché se facciamo le downtown fuori è finita. Secondo problema, ha detto più volte parola criteri. Il vero problema del Veneto è che noi dobbiamo stabilire costi standard dappertutto, perché dobbiamo togliere la discrezionalità o, come si può dire, la consuetudine nella distribuzione delle risorse. Ad esempio sui trasporti stiamo introducendo i costi standard, ovvero non si guarda più in faccia a nessuno, ma si dice questi sono i chilometri, queste sono le tratte che servono, queste no, punto, fine. Ovvio che sono dei cambiamenti epocali. Perché Zaia si ritrova tutti questi problemi? Perché finché c'era il grasso che colava dalla graticola, no? Cioè, sulle bronze, sulla brace, era come Paperone, no? Mio nonno diceva che chi spende superfluo risparmia necessario, è esattamente la posizione che oggi noi abbiamo. Quindi io sono chiamato in questa famiglia o in questa azienda a dire bene, fermi, 2 volte a settimana a mangiare la pizza, Luna Park, eccetera. Fermi, perché lui non ci va mai a mangiare la pizza, cioè adesso dobbiamo riequilibrare. Prima funzionava tutto così, ma adesso lui si incazza perché lui si alza al mattino, va a lavorare e tu ti alzi a mezzogiorno. Io sto facendo tutto il giorno questa attività e non è facile perché non sono commissario. Come giusto sia, governatore, rispetto a una volta, molto probabilmente. Posso una domanda al volo certo, secca? Poi anche volevo sentire. Sì, secca. Proprio di Tosi. Oggi sul nostro giornale Tosi dice l'IMU va pagata. Tosi è stato l'unico nella Lega che ha sempre mantenuto questa posizione rispetto ad una Lega, Gobbo, che si è presentata 2 settimane fa durante una conferenza stampa, dicendo sostanzialmente che l'IMU si può anche non pagare. Allora, Tosi adesso è il segretario, no? Pensiamo in questi giorni dal PD al PDL, ci sono da vari fronti si dice di non pagare l'IMU. Tosi diventa segretario e la prima cosa che dice, concreta, è dice l'IMU si paga. Protesteremo, a Verona il 17 giugno verrà fatta la giornata contro l'IMU, quindi lui ha una posizione molto chiara, lui è contro questa IMU, però dice bisogna pagarla. C'è un po' di discrasia fra la posizione più da lanciafiamme di Gobbo e della Lega e questa posizione di Tosi più legalitaria.
Oggi Tosi è il presidente del partito, lei come la pensa? L'IMU bisogna pagarlo o no? Ma io più che dire come la penso dovrei chiedere a voi tutte le volte che avete scritto le mie dichiarazioni 2 mesi fa. Io vi ho sempre detto questa frase: nel rispetto della legalità e di non mettere nei guai i cittadini e i nostri amministratori, valuteremo se si può o non può pagare. A me sembra che in questa fase qui noi non abbiamo strumenti tecnici per garantire al cittadino di essere blindato. Poi che sia una nefandezza, una schifezza, che vada a colpire la prima casa, dove nel miglior dei casi ti sei spaccato la schiena per pagartela lavorando una vita, nel peggiore ancora della banca, e siamo di fronte a un governo che non è ancora riuscito dal 12 novembre a cappare, cioè a porre un limite agli stipendi degli altri burocrati di però Stato. con tutta la contrarietà sull'IMU, è una questione di linguaggio e di atteggiamento rispetto è antidemagogico. Quello che dice Tosi è molto antidemagogico ed è vicino anche alla sua posizione di prima, mi sembrava. Cioè, se la Lega da un certo punto di vista... È lui che è vicino alla mia, perché io lo sto dicendo dal giorno che è uscita l'IMU. Diciamo che vi assomigliate in questo. Avete una posizione da amministratori che fanno i conti. Ma questo è pragmatismo. Pragmatismo, però non mi pare che questa sia la posizione della Lega fino a ieri mattina. Guardi, di Gobbo, di Bitonci, dello stesso Maroni per alcuni aspetti, per cui fra Tosi e Maroni Senta, non direttore, so se si mettono d'accordo. sempre nell'assemblea della Lega di domenica, dove io non so se avete ascoltato il mio discorso, ma ve lo ridico a pezzi, ho detto un'altra cosa, che la Lega deve smettere di andare in piazza per ogni roba e fare il giro dell'obelisco e tornare a casa. Questa è stata la frase che ho detto. Se facciamo una roba ne facciamo una all'anno, ma si decide da dove si parte e dove si finisce. Quindi l'IMU si paga ma si protesta, questa è la sua linea. Il mio tema è un altro, che prima di lanciare le proteste bisogna sapere anche che fine fanno le proteste. Perché ho detto altrimenti... la protesta poi alla fine altrimenti, la paghiamo, allora tanto valeva. Altrimenti, ho detto proprio domenica, l'ho detto a tutta l'assemblea che ha applaudito, altrimenti noi diventiamo quelli dell'effetto annuncio. L'effetto annuncio non fa consenso. Ricevendo molti applausi, non hanno eletto lei segretari? No, guardi, anche perché sanno che io non mi candido a fare ste robe. Vabbè, era una battuta ovviamente, governatore. Agganciandomi all'IMU, la Regione e il governatore cosa pensa su Equitalia? Anche lì, dove sono spariti tutti gli esperti dell'Equitalia regionalizzata? Io l'avevo detto, no? Se si tratta di spostare il nome di Equitalia da Equitalia a Equiveneto, vuol dire che facciamo una puttanata. Perché io l'ho già vissuta con Veneto Agricoltura, con Avepa. La regione del Veneto è l'unica regione, una delle poche regioni in Italia, che ha deciso di abbandonare Agea, l'ente erogatore per l'agricoltura, e farsene uno in proprio. Morale, dopo 10 anni i contadini non sono più incazzati con Roma ma con Venezia. Con l'Equitalia, se non avremo possibilità di decidere come fare le riscossioni, noi diventiamo esattori di Roma. Ma questa non è una vittoria del Nord, perché è Roma che ci dice che possiamo fare la regionale. Ed è vergognoso che qualcuno vada a raccontare ai cittadini che si risolvono tutti i problemi. Io trovo cittadini che sono convinti che non si pagheranno più neanche... Vorrei ricordare una roba. Equitalia incassa a volte su partite che sono ostiche, spinose, su quali... ma a volte va a incassare i contributi dei lavoratori che non sono stati pagati dal datore di lavoro. E io da governatore li vado a incassare se mi danno il mandato. Perché la pensione è un grande valore. Non a caso il socio di Equitalia è l'INPS. Ma qua sembra che viviamo nel paese delle meraviglie. Andiamo a sentire Flavio Zanonato cosa le chiede, anche se l'ha già... No, è così. No, però la demagogia su questo l'ha fatta molto la Lega. Lei è una posizione Io non molto l'ho mai fatta. Lei è molto più saggio e molto meno molto antidemagogico in quello che sta dicendo. Però deve convenire sul fatto che negli ultimi anni la Lega ha solo detto cose che contrastano con quello che sta dicendo lei adesso. Allora voi dovreste iniziare a registrare... È una nuova linea, infatti lo faremo oggi. Non è una nuova linea. Sicuramente. Nel senso che io queste robe le ho già dette, ma siccome le trascurate quando le dico... Non è vero. Non erano prevalenti prima. No, erano prevalenti. In parte non sono neanche adesso prevalenti. Prego? Presidente, non lo sono neanche adesso queste sue posizioni. Ma se il Presidente della Regione della Lega mi dice questo ed è l'unica autorità deputata a fare questo, io ho detto, ma l'avete anche scritto, ma non esaltato, ho sempre detto, noi lo facciamo qui in Veneto, però diciamo ai cittadini la verità, che non cambierà nulla, a meno che non ci diano mandato di decidere il sistema di esazione. L'abbiamo sempre scritto anche nei titoli, in tutto. Non sorprende questa sua linea, anzi lei è molto coerente e probabilmente questa sarà la nuova linea della Lega. Era questa l'intenzione, cioè la nuova Lega probabilmente sarà più pragmatica, giusto?
quindi non si protesta se non si porta a casa niente, però mi pare che questo cozzi con quella che è stata la linea della Lega in questi anni e quella che è ancora la linea perfino di Maroni. Maroni in questi giorni mi pare che voglia una Lega più da lanciafiamme che una Lega, o sbaglio? Io ho una posizione C'è un po' una posizione che è Ah. chiara, che è quella del fondista. Io corro a piedi. C'è inutile partire a 100 all'ora se devi fare chilometri e chilometri. Sono convinto che il cittadino deve poi capire se a fianco uno responsabile oppure no. Ovvio che demagogicamente, se tu fai demagogia allo stato puro, in piazza al bar, riempi le piazze. Ma siccome io le piazze e i bar poi li frequento anche dopo, quando non sarò più presidente della regione, non voglio trovarmi la fila di gente che mi dice che ho raccontato le balle. Zanonato, sentiamo cosa le chiede il governatore. La cosa fondamentale che chiedo è che sia finanziato l'ospedale come si è impegnato a fare il Presidente Zaia, che non siano solo le solite chiacchiere. Faccio notare che sono passati 5 anni di Galan con l'impegno di fare l'ospedale, non si è visto nulla e siamo a 2 anni di Zaia e per ora si è visto solo che hanno condiviso la localizzazione che il Comune aveva deciso molti anni fa. Bisogna accelerare e mostrare dove ci sono le risorse, perché altrimenti siamo come al solito di fronte a promesse ma non di fronte a fatti. Beh, guardi, c'è sempre la nota di cortesia del sindaco di Padova. Dico che l'ospedale non è l'ospedale di Padova. Non vado molto d'accordo con il sindaco. No, io vado d'accordo, è che io sono quotidianamente attaccato e non capisco neanche perché. L'ospedale, voglio ricordarlo ai veneti che pagano le tasse, che non è l'ospedale di Padova ma è un policlinico universitario che verrà realizzato a Padova, che è una roba diversa, non è l'ospedale della città. No, mi perdoni, non è l'ospedale della città, anche perché penso che ci siano sindaci di altre città che se lo possono accreditare come fa Zanonato. La partita non è proprio così liquidabile con pacche sulle spalle, perché stiamo parlando di uno esproprio che varrà circa 30 milioni di euro o 40 milioni di euro. E finché ci sono io, se le carte non sono a posto, le carte non vanno avanti. E perché non sono a posto, governatore? Perché c'è tutta una procedura da rispettare, perché io voglio passare la storia per aver fatto l'ospedale, non per essere andato davanti ai magistrati a spiegare l'ospedale. Direttore Menghi, su questo ragionamento? No, su questo ragionamento aveva già detto prima che spera che in autunno si parta, no? E quindi, io spero già di avere il nome direttore di chi farà l'opera. Di chi farà l'opera. No, io invece volevo, se mi consente, volevo cambiare un attimo argomento e sollevare un problema che si sta facendo ogni giorno più importante, più drammatico sotto certi punti di vista, cioè questo dell'infiltrazione della malavita nel tessuto sociale, ma soprattutto economico della regione. In altre parti sono state fatte iniziative importanti che hanno visto coinvolto non solo le categorie economiche, ma i professionisti, i notai, gli avvocati, perché questo è un fenomeno che soprattutto in tempo di crisi è favorito nell'espansione, nel riciclaggio del denaro di provenienza illecita e nel radicamento delle mafie e della malavita. Ecco, volevo che lei dicesse che cosa ha intenzione di fare a questo proposito la Regione e con quali strumenti. Guardi, la situazione è inquietante. Forse ho letto proprio nel suo giornale il racconto di un infiltrato, sì. Cioè, da brivido cosa accade in queste situazioni. Ne viene fuori soprattutto, a me ha colpito la frase, che poi è una frase che sento spesso, è molto più grande di quello che pensate e nessuno ha il coraggio di denunciare. Se ne parla molto poco. C'è una seconda vita delle nostre comunità, esatto. C'è un terzo tempo che noi non vediamo e che però loro comunque vivono. Guardi, io penso una cosa, che i dati generali sono inquietanti, abbiamo circa 500 segnalazioni della Banca d'Italia tramite DIA su operazioni sospette in Veneto di transazioni finanziarie o altro. Abbiamo avuto sequestri un po' dappertutto, confische, penso a quelle fatte dal procuratore Schinaia sul lago di Garda, se non ricordo male, di alcuni immobili. Penso che oggi bisogna prendere coscienza che la malavita e l'infiltrazione malavitosa ad altissimi livelli nei capitali societari è una realtà anche in Veneto. Penso che noi possiamo portare avanti i protocolli di legalità. Io ne ho firmato uno personalmente col ministro Cancellieri per evitare infiltrazioni mafiose o malavitose in generale nei grandi appalti. Noi abbiamo dato vita a molti appalti in questi 2 anni, penso alla Pedemontana, 2 miliardi e 130 milioni di euro.
e tutte quelle misure che possiamo portare avanti, aiutando ad esempio gli imprenditori, perché da quel racconto si evince cosa? Che io mi avvicino a loro, al delinquente, perché resto senza soldi. Perché poi lo strumento è quello di dire hai bisogno di soldi, ti porto nella finanziaria e lì mi ritrovo un interlocutore che ha la pistola e il revolver sopra il tavolo. Cioè, è inquietante, perché lì finisce lo Stato e inizia il buio. Noi possiamo essere vicini agli imprenditori con l'aiuto dell'accesso al credito, che io vedo sinceramente come opportunità per combattere questi fenomeni. Stringere alleanze con le forze dell'ordine, che è quello che stiamo facendo, le posso garantire, insomma, avete anche voi riportato spesso cronache che ci riguardano, evitiamo di citarle, che sono frutto di collaborazione. Altro poi noi non riusciamo a fare, perché non le dico la banalità, facciamo un numero verde, perché mi sembra una puttanata, insomma, dire facciamo un numero verde. E se uno ha qualcosa da segnalare, va presso una caserma del carabiniere, della polizia o della finanza e va più sicuro che col numero verde. Fatelo anche in maniera anonima, lo dico ai cittadini. Ad esempio il Presidente della Regione ha dato un ordine dal primo giorno, d'ufficio tutte le segnalazioni, anonime e non anonime, anche su di me, non le voglio neanche vedere, le voglio mandate alle forze dell'ordine in procura. Comunque poi decidono loro cosa fare. E posso garantire che ne arrivano una strage. Arriva di tutto, a volte c'è anche roba buona, a volte c'è roba meno buona, però insomma... Il sindaco della sua città, non proprio sua perché dicono Iana, però insomma, Gobbo, sentiamo cosa le chiede. Ma certamente la Regione è un punto fondamentale per noi sindaci oggi di intermediazione con lo Stato centrale. Purtroppo l'assolutismo e l'accentramento che c'è soprattutto nella finanza oggi, con la tesoreria unica e con il patto di stabilità e adesso con l'IMU, della quale noi dobbiamo essere gli esattori per questo Stato, noi chiediamo al governatore che si faccia tramite affinché lo Stato possa sbloccare quelle che sono le nostre capacità e i nostri fondi. Mi chiedo ad esempio anche dal punto di vista di infrastrutture, lavori. Ma certamente c'è la quarta, il completamento della tangenziale di Treviso e di questo io chiedo appunto che si possa dare il via al più presto. Prego, governatore. Beh, lì c'è il quarto tronco da finanziare la tangenziale di Treviso. Blocchi soldi per tutti tranne per Treviso? Sì, ma guardi, più o meno sono come gli aerei di Mussolini, non so se si può dire, no? Mio nonno mi diceva sempre, c'è la storia, noi sono sempre quelli, nel senso che di risorse, benedire i cittadini, non ce ne sono. La mia regione, io ho ereditato un'azienda dove si è fatto molto, si è fatto bene, ma io ho ereditato un'azienda con 4 miliardi e 200 milioni di euro di investimenti, che significa fine della cassa. Significa che se tu potevi fare, ristrutturare la casa, farti la recensione, comprarti l'appartamento al mare, compartelo in montagna, pagarti le vacanze, andare al ristorante tutte le sere, hanno fatto tutto in un giro solo. Per cui da oggi fermi. Pian piano stiamo riguadagnando spazio e abbiamo fatto delle scelte giuste che ci hanno già premiato e cercheremo di finanziare. Però il tema è che per fare le opere ci vogliono gli SCEI. O gli SCEI, dipende che articolo vuol metterci. E adesso non ne avete? Adesso le risorse in cassa languono, nel senso che noi abbiamo dato una priorità che è quella del lavoro, e io ho detto ai miei uomini e donne, visto che l'assessore Donazan si occupa del lavoro, primo gli ammortizzatori sociali. Voglio che gli stipendi arrivino a casa ai lavoratori in difficoltà. Il sociale, la sanità e poi a cascata sì, il trasporto pubblico locale. Andiamo dal sindaco di Rovigo, poi tra l'altro nel Palazzo di Rovigo della Regione c'è molto assenteismo, molta gente che fa finta di andare a lavorare e non va a lavorare. Prenderete dei provvedimenti, governatore? Beh, mi sa che li ha già presi la magistratura, meglio di così. Sì, ma poi lì il sindacato li fa ritornare a lavorare, come è già capitato in altre città italiane. This is Italy. Vabbè, allora sentiamo Bruno Piva, sindaco di Rovigo, cosa le chiede. Buonasera, governatore. Ci sono parecchie richieste, ma cercheremo di essere contenuti come al solito
Allora, una prima richiesta è di preoccuparsi perché girano strane voci sulla chiusura di prefetture e io non ritengo giusto che l'unico indice che viene adoperato in queste criterio che viene adoperato in questa occasione sia quello della popolazione. Io penso che come viene adottato il criterio della specificità per altre province, tanto per non far nomi, Belluno, questo possa essere adottato anche dal Polesine. Rovigo non può sopportare la perdita della prefettura e di eventuali altri uffici, tipo i comandi provinciali delle varie armi, anche perché è un presidio importante, quello della prefettura, insieme, ripeto, ai comandi provinciali, e anche perché siamo in attesa di una sentenza del Consiglio di Stato sull'eventuale centrale di Polesine e Camerini, e la eventuale apertura di un cantiere di lavoro così importante penso che deve necessariamente avere una presenza di un controllo di organi dello Stato. Noi abbiamo sempre i problemi della grande viabilità, dell'anello delle tangenziali, delle circonvallazioni che deve essere completato. Poi un'altra richiesta che mi sentirei di fare al governatore è quella: noi a Rovigo abbiamo palazzi importanti, strutture addirittura nuove, abbandonate, penso al Palazzo della Banca d'Italia. Allora io mi chiedo perché tutti i centri direzionali della regione o degli enti anche pubblici e privati devono dare necessariamente sempre nella città metropolitana, intendendo Padova, Mestre, Verona. Ecco, io penso che determinati centri direzionali, ripeto, possono essere anche allocati a Rovigo, perché Rovigo in questo momento ha la possibilità, dispone di grandi spazi vuoti, e quindi proveremo in questa maniera anche a eliminare quelli che sono considerati sprechi dell'amministrazione pubblica. Sulle richieste del sindaco di Rovigo aggiungo, ovviamente essendo il governatore della regione, ha molti sindaci che chiedono ovviamente dei quattrini. 581 sono. Sono 581 che le chiedono SCEI al governatore. Uso il dialetto perché so che le piace molto il dialetto. La domanda è: la scelta del governatore cosa influisce per scegliere quella o questa città? Rovigo le chiede la viabilità, Vicenza chiede la viabilità, Padova e Treviso. Lei sceglie Padova, Vicenza e Treviso in base a cosa? Come governatore e come regione? Ma guardi, innanzitutto le opere che vengono finanziate sono scelte dal Consiglio regionale a fronte di un progetto di opere pubbliche che si fa. Per quel che mi riguarda io proprio non scelgo niente, nel senso che ho sempre avuto un approccio asettico. Dico sempre: guardate in mortalità sulle strade e cerchiamo di metterle in sicurezza, appunto. Nel senso che c'è un'analisi tecnica e poi si cercherà di essere sempre presenti in tutti i territori. Ma a prescindere, guardi, davanti a uno che non ha mai fatto azioni per portare a casa voti, proprio perché se il cittadino ha bisogno di questo o noi abbiamo bisogno del cittadino per questo, vuol dire che è finita. Se il cittadino non è in grado di valutare, è convinto che perché non usi metodi classici per amministrare, dico, è finita. Per cui, guardi, rispetto alle richieste, io innanzitutto se sono palazzi vuoti, io prima di riempirli li venderei, ecco, prima roba. E il mondo sta cambiando, noi amministratori siamo chiamati oggi a progettare il mondo che avremo fra 10-15 anni, nel breve, nel medio-lungo non ne parliamo neanche. Mi perdonano i direttori, ma anzi forse faccio anche piacere, io il giornale lo leggo dalle 5:30 alle 6 tutte le mattine su un iPad, forse un anno da quando è uscito l'iPad che non tocco più un giornale di carta. E noi le radiografie, le analisi le diamo tutte via internet. Ovvio che la nonna non lo sa usare, mia nonna non lo saprebbe usare, però è altrettanto vero che noi dobbiamo guardare al futuro. Quindi le sedi le venderei, le prefetture le chiuderei tutte, non solo quelle di Rovigo. Le province? Perché se c'è un potere da dare al territorio, lo diamo a chi è eletto, lo diamo al presidente di provincia finché ci sarà, poi lo diamo al sindaco di Rovigo. Ma non è possibile che ci poniamo il problema. Non possiamo fare la rivoluzione partendo dal presupposto di dire ma forse i soldati di Napoleone hanno le scarpe lucide. Cazzo, noi siamo qui per fare una battaglia. La prima battaglia da fare è chiudere le prefetture. Io ho un ottimo rapporto con i prefetti, ottimo, sono persone eccezionali, ma c'è un tema unico, che la prefettura non ha più senso di esistere. E questo dobbiamo fissarcelo in testa.
perché le competenze sono ormai competenze concorrenti a scavalco con Tizio, con Caio, con Sempronio. E poi, guardi, la caserma dei carabinieri, io dico, nel mio paese se ne sta facendo una, e l'abbiamo difesa, ma abbiamo iniziato 10 anni fa, non rifarei più la battaglia. Perché la caserma dei carabinieri, io ho pensato, nasceva con l'ottica che io corro a piedi andare a casermetta a dire che c'è un problema, o ci andavo in bicicletta con la lanterna. Oggi non ci serve il bussolotto, ci serve una pattuglia in più che giri per il territorio. Scusi Presidente, ma ha senso che esistano ad esempio in Trentino Alto Adige, in Friuli, le specificità che portano ad avere una differenza voglio dire, tra gli albergatori di Belluno? Voglio dire, il tema, so che lei è un federalista, quindi mi risponderà no, è giusto che tutte le specificità esistono, ma insomma i confini sono crollati, sono accordi fatti subito dopo la guerra. Che senso ha che il Trentino Alto Adige, ma lo faccio non contro il Trentino, io seguo il suo discorso. Quindi aboliamo le prefetture, ma prima delle prefetture o insieme alle prefetture non avrebbe senso anche riordinare un po' gli squilibri che ci sono in questo Veneto che è circondato da regioni a statuto speciale che di speciale non hanno nulla rispetto al Veneto se non tutti i soldi che arrivano in quei territori? Cioè lei so che non può attaccare queste regioni, però secondo me lei ragiona con il buon senso e le cose, voglio dire, le dice. Non sarebbe il caso anche, senza aggredire il Veneto, il Friuli e il Trentino Alto Adige, di porre il problema, posto che anche il Sud poi è un altro enorme problema di cui non abbiamo parlato e forse bisognerebbe cominciare proprio da lì, anziché dal Trentino Alto Adige. Ma Montebelluna, voglio dire, ha lo stesso numero di abitanti di Rovereto e ha un quinto in meno di contributi. Eppure Montebelluna, voglio dire, non è... Ha un quinto dei contributi. Ha un quinto di contributi da parte del... cioè 1.500 euro per Rovereto, 300 euro per Montebelluna. Quindi voglio dire, sono due città omologhe, di un territorio omologo, di una latitudine omologa. Cioè, ha senso tutto questo, le chiedo? No, non ha senso. Ci sono diversi livelli. Il primo che utilizzano soldi e gettito che non è loro. Cioè non è che vivono del loro. Ma a prescindere da questo, io me ne guardo sempre da creare una guerra tra poveri perché poi finisce... Tra ricchi in questo caso? Sì, no, beh, noi siamo ex ricchi. Rischiamo che offriamo un grande spazio a Roma per inserirsi, però c'è anche da dire che il governo nel quale io ero ha ricontrattato molte di queste partite, sono stati tagli da qualche miliardo di euro rispetto a Trento e Bolzano. Dico semplicemente che così non può funzionare. Cioè io vivo l'imbarazzo, lo dicevo anche ieri a Milano, vivo l'imbarazzo di un governatore che trova cittadini, cosa che in Lombardia non accade, e questo la Lega lo dovrà capire, perché il movimento qui è un movimento nascente molto più importante. Io incontro cittadini che mi dicono, ma io me ne voglio andare, non esiste un comune lombardo che se ne vuole andare. Da me c'è Sappada, c'è Lamon, sono tutte le partite. Allora io dico, vogliamo garantire lo sbocco al mare a Trento? Ci siamo. A forza di annessioni arriverà Jesolo. Diceva, ma a me sembra un'idiozia quello che sta accadendo. Il governatore diceva che la Lega qui nel Veneto è importante più della Lombardia, allora mi allaccio una domanda: cosa ne pensa del Movimento 5 Stelle, visto che è diventato sindaco di Mira, una cittadina di 40.000 abitanti, un giovane che ancora studia e che ha 26 anni. Di questo movimento cosa ne pensa lei? Guardi, io penso prima che debba essere rispettato, l'ho detto il primo giorno, i giorni prima, non me lo ricordo, l'avete anche scritto, debba essere assolutamente rispettato. Se non altro perché è espressione del popolo, il popolo va rispettato. Non sarà la sostituzione della Lega perché la questione settentrionale noi la portiamo avanti coscienti del fatto che richiede anche delle posizioni nette contro Roma, che non sono solo quelle della demagogia a 360 gradi, ma sono quelle anche di alcune posizioni identitarie che noi abbiamo geneticamente. Sono convinto che intercettano delle istanze che noi non abbiamo intercettato. Se le piazze si riempiono con grido vuol dire che qualcuno altro che non le riempie non è più in sintonia con il megafono, col sistema di amplificazione. Sono convinto che bisognerà aiutarli ad amministrare perché amministrano anche la nostra gente dove ci sono. Io, il sindaco di Mira, ha le porte aperte, se si presenta lo ricevo come tutti gli altri sindaci, anche perché non ho mai ghettizzato i sindaci di altro colore politico, i sindaci lo sanno. Ma cosa pensi che un giovane di 26 anni riesca ad amministrare 40 milioni di euro, scusi, guardi, in un anno? Io 26 anni ero già in provincia, per cui non è. E le dico anche di più, che sono convinto che fanno meno danni i ragazzi di 26 anni di quelli della mia età. Si fidi di questo. Però le dico un'altra roba, è un banco di prova. Spero, e lo dico come consiglio perché poi guardandomi indietro so anche che errori ho fatto,
non si faccia, questo sindaco, non si faccia prendere dall'assemblearismo, perché dovrà decidere. Più veloce a decidere e magari anche sputare in faccia a qualcuno, più sarà santificato nella storia. Perché a me fa paura la deriva assembleare che c'è. Se diventi troppo assemblearista nelle decisioni non fai più nulla e vai alla paralisi. Sindaco Di Belluno, cioè devi fare anche l'antipatico, certo, se serve. Sindaco Di Belluno, poi raffica di domande finali. Sentiamo cosa le chiede il sindaco Di Belluno. Chiedo alla Regione attenzione ai progetti che proporremo di sviluppo socio-economico per il territorio. Questo significa non chiedere contributi di ogni genere a fondo perduto, ma chiedo risorse per poter attivare dei progetti che possano consentire al Comune di Belluno e quindi alla provincia di Belluno di potersi sostenere sulle proprie gambe. Questo credo che sia un grande cambiamento di metodo e penso che sarebbe un gesto di attenzione molto importante da parte della Regione. C'è già qualcosa nell'aria? Ma sicuramente Belluno deve mettere in piedi un progetto di tipo turistico, questo è un fatto assolutamente necessario per diversificare un'economia che oggi è in crisi, ma soprattutto per valorizzare delle risorse che sono di elevatissima qualità e che possono portare all'intera regione del Veneto evidentemente una ricaduta molto positiva. La città che la preoccupa di più, le richieste del sindaco? Guardi, a me sembra innanzitutto che c'è un approccio pragmatico che cerca un link, cioè cerca un contatto. E io un sindaco così, cioè, la porta è aperta, nel senso che già mi ha cercato, vedrò di organizzare un incontro. E il bellunese amministrato da un sindaco, che sia della Lega, di sinistra o di destra o di sopra o di sotto, è comunque un bellunese che ha diritto alle risposte. A me sembra che se c'è un progetto noi siamo qui per dare una mano, ovviamente nella ristrettezza dei fondi, di tutto quello che è. Cioè, i sindaci come hanno una tranquillità, l'ho dimostrato con l'alluvione. All'inizio, la prima volta quando sono venuti da me avevano tutti il pelo alto, no? Pensando adesso sto qua, i sindaci della Lega, PDL. Lo potete confermare voi, cioè, da Variati a tutti quelli hanno avuto messi tutti sullo stesso piano, tutti hanno avuto le loro risorse, nessuno è stato ghettizzato e penso che questo sia un valore per i sindaci, sapere che hanno un governatore che non lascia la porta chiusa a nessuno. Non abbiamo trovato il sindaco di Venezia perché a Malta, che se fatica non è che sia ma molto... che è un amico, quindi so già che so già le richieste che farà. Prossima occasione cominciamo un po' di domande finali. Sì, parliamo di Venezia. Allora, parliamo di quelle navi che vengono a fare l'inchino a Venezia, come è successo. E non vorrei mai che succedesse qualcosa, però diciamo che è una città abbandonata, nonostante sia così assediata dai turisti, è abbandonata ed è molto usata, ma non viene ristrutturata e non viene vissuta perché ci sono troppi veneziani che se ne vanno. Si parla addirittura di 5.000 ogni anno che è un esodo continuo. Ho l'impressione che diventerà una piccola, una grande Pompei. E per evitare questo bisognerebbe dare più linfa alla città e più iniziative, anche quelle iniziative che non necessariamente devono essere inquinanti, visto che nel ventennio hanno costruito una marghera che ha distrutto praticamente il bacino di Venezia. Invece adesso bisognerebbe con le nuove tecnologie incrementare maggiormente quello che è l'attività virtuale, quindi la tecnologia moderna, che inquina pochissimo e che invece rende produttiva una città come Venezia. Ma guardi, a proposito di inquinamento, questa amministrazione, la mia, assieme a Giorgio Orsoni e ai diversi ministri della situazione, abbiamo firmato le partite di bonifica delle aree, perché si è parlato per 50 anni, ma noi abbiamo fatto l'accordo, abbiamo firmato gli accordi, che significa avere investimenti per quasi 1,5 miliardi di euro di ditte private che sono disposte ad andare a insediarsi lì se qualcuno gli permette di semplificare la bonifica. Pensare a una Venezia senza la manifattura o comunque... e pensare, cioè, tipo quelle cretinate che si leggono, trasformeremo Marghera come un campo da golf, queste robe qua, cioè, queste sono cretinate. La verità è che a Marghera dobbiamo mantenere l'occupazione e pian piano togliere gli stappatina da raffineria a cielo aperto. Si possono avere altre occupazioni, come dice lei, molto più intelligenti e molto più compatibili col territorio. Perché io mi sono battuto per il palazzo di Pierre Cardin? Allora, Pierre Cardin mi ha dato la possibilità di avere di fronte una persona di 90 anni, di grande visione internazionale, di grande respiro internazionale, disposta a investire circa 1 miliardo di euro per bonificare delle aree e farci un palazzo dell'esposizione, un'opera d'arte. La sua, Fosco lo diceva nei sepolcri, che l'immortalità ce l'hai
se fai robe grandi nella vita. Quello lì è il suo sepolcro, fra virgolette, nel senso è la sua vita, no? Il suo Guggenheim. Però quello significherà anche un nuovo modo di interpretare Marghera, perché poi queste cose qui vengono emulate, c'è la replica, magari su scala ovviamente molto più ridotta. Questo a noi serve. Lei ha ragione quando dice Venezia si spopola. Venezia penso abbia 70-80 mila abitanti. Una Venezia che ai fasti ne aveva, si parla di 4 volte tanto. Sì. Allora io dico, noi dobbiamo fare tutte queste robe, le navi di Lenchino fuori dal canale della Giudecca, fuori, ma con Giorgio Orsoni ne abbiamo parlato, bisogna fare il canale, fare uno scavo e portarle dentro seguendo altre vie, anche perché primo è imbarazzante vedere questi bussolotti che passano, secondo facciamogliela guadagnare la visita a Venezia ai turisti, non devi portarli a Piazza San Marco sul balcone della nave, se ci arrivi a piedi la guadagni pian piano, è anche un fatto di essersi guadagnati in una città così bella, cioè arrivare lì con questo condominio galleggiante a me non sembra tanto Governatore, questa mattina Giuseppe Venezia è stato qui ospite a TV7 Pizzigatti e ha detto il casinò, non so se la regione ne è partecipe, però le pongo una domanda ugualmente, il casinò di Venezia, che era quello che aiutava Venezia in tutti i vari rami, dallo sport alla cultura e a tante manifestazioni, quando c'ero io fatturava 220 milioni di euro, adesso ne fattura 120, 100 di perdita e non investe più sulla città. Cosa ne pensa lei? Cioè non dà più una mano agli eventi che accadono nella città di Venezia. Secondo me è un problema di accesso al credito. Anche i giocatori hanno un problema. Anche i giocatori hanno un problema. No, il casinò, io leggevo che dava un gettito negli anni d'oro anche di 100 milioni all'anno. Il fatto che ci sia un calo del 50% o 45% nelle giocate, perché il prodotto del casinò è la giocata, immagino che sia dato anche dalla crisi. E dai competitors, che vi ricordo che la Slovenia è il parco giochi dei casinò e ha un'ora di strada da Venezia, cioè non è che sia fuori dal mondo, a 4 e si arriva a Nova Gorica. Che punto è? Il Mose ci danno la chiusura al 2015, è un'opera che è costata miliardi di euro, io l'ho ereditata, cioè non ho partecipato. La farebbe lei, questa opera? Se oggi le dicono, governatore, deve costruire il Mose, lei lo farebbe oppure avrebbe alternative? Guardi, il Mose nasce molto in là, per cui è difficile giudicare una scelta che aveva un contesto sociale, economico, politico e anche atmosferico diverso da quello di oggi. Perché io vedo un percorso, ad esempio, atmosferico che ci porta verso la desertificazione, è un dato di fatto. Ricordate quante acque alte ci sono state di recente? Ce le contiamo sulle dita di una mano, 10, 15, 20 anni fa eravamo sempre con sta cavolo di acqua alta. Non lo so, è un'opera idraulica che noi dovremmo spenderci bene, se non per Venezia, se non altro per l'ingegneria a livello internazionale, perché è un'opera tutta italiana. Costerà l'ira di Dio di manutenzione, tra l'altro. Guardi, io ho qualche perplessità su questo, perché questi cassoni che li tiri su dall'acqua salmastra o salina, li tiri fuori, devi fare manutenzione, si parla di milioni di euro all'anno per le manutenzioni, forse qualche centinaio, adesso io mi ricordo cifre così. È un'opera che in un paese nel quale siamo tutti con le toppe a sedere, forse il problema di Venezia è che, come lo stesso dell'Europa, dove comandano tutti e nessuno, a parte la Merkel, nel senso che ci sono vari centri di potere a Venezia. Sì. Il sindaco di Venezia mi pare che abbia giurisdizione sul 6% del territorio comunale. Cioè è veramente paradossale, siccome Venezia è la capitale del mondo, ci sono tanti di quei centri, ma anche giustamente magari, perché c'è il magistrato delle acque, c'è il sindaco, c'è la regione, c'è la provincia. È l'ossatura borbonica. È un'ossatura in una città che probabilmente è tirata giù dalla burocrazia di cui lei parlava prima. Cioè, mi rendo conto che non sia facile, no, intervenire su tutto ciò, ma forse bisognerebbe mettere in agenda, no, lei è Presidente della Regione, si può chiedere tutto a lei ovviamente, è chiaro però che in qualità di Presidente della Regione ha è centrale rispetto, no, a questi nodi, per cui c'è all'ordine del giorno, il tema di Venezia va lasciato così o bisogna riaggiornare e mettere in agenda una sorta di stati generali su Venezia? Sarebbe l'ora, sarebbero inutili, è un tavolo in più, ha senso di parlare, perché tutti i temi di cui lei ha parlato, Marghera, l'economia leggera rispetto alla manifattura, il turismo, altro problema, la Repubblica della Bellezza che è il Veneto, lei è stato assessore al turismo, cioè ci sono una serie, partendo proprio dalla Repubblica della Bellezza, ad esempio la Regione, che ha, voglio dire, anche un mandato specifico su questo,
il momento in cui tutte le classi medie del mondo stanno emergendo, no? E prima o poi probabilmente arriveranno qua. Forse non bisognerebbe spendere qualcosa in più a livello di cabine di regia su questa grande ricchezza che noi abbiamo sotto il sedere e di cui non ci rendiamo conto. So che la Regione ha fatto, ma... Noi ci coordiniamo per tutte le attività che stiamo facendo, con Giorgio Orsoni c'è piena sintonia. E dico che ho l'impressione che rischierebbe di diventare l'ennesimo tavolo, perché Venezia ne ha una strage. Forse bisognerebbe rivedere tutto il percorso di questi tavoli, di queste realtà. Io ad esempio darei più poteri al sindaco, penso che se il sindaco non ama la propria città, che danni può fare un sindaco? Posso lanciare una provocazione? Prego. Venezia zona franca. Ma guardi, io farei Belluno zona franca prima di Venezia, perché Belluno avrebbe molti più vantaggi. 2 allora. Guardi, Venezia ha 14 milioni di presenze turistiche, va in overbooking spesso, ha punte anche di 150.000 presenze al giorno, censite in albergo, poi sono tutti quelli che arrivano che nessuno li conta. E pensare a Venezia come elemento da promuovere turisticamente oggi diventa un problema, cioè è diseconomico. Venezia è messa in un circuito che ci permette di comunicare. Noi abbiamo 14 milioni, ce li abbiamo a Venezia, 9 milioni abbiamo sul Garda, 32 milioni sulle spiagge e poi c'è montagna, città murate e tutte le storie che sapete meglio di me. Noi dobbiamo fare in modo che Venezia sia, ad esempio, protetta. Numero chiuso, numero aperto. Io dico questo. Penso che Venezia innanzitutto debba garantire l'accesso a tutti, ai ricchi e ai poveri. Non deve essere classista la visita di Venezia, no? Non deve essere dedicata, come qualcuno diceva, bisogna pagare. Ma bisogna prenotare, che è una roba diversa. Io ci vado gratis, metterò l'obulo di €1 perché ci sarà un impiegato che guarda il computer, non lo so, mi prenoto e prenotiamo le visite a Venezia. Questo vuol dire rispettare Venezia, ma per me vale tanto il ragazzo col sacco a pelo che Abramovic che arriva con lo yacht. Valgono la stessa. Fra l'altro c'è un bel racconto di Bill Gates che racconta che la sua prima notte a Venezia da Moroseto col sacco a pelo e poi c'è tornato venendo con il jet privato e poi con il suo mega yacht qui. Quindi vale più investire sui ragazzi che sui vecchi, dobbiamo ricordarsi. Antonio Raminghi. No, io se è l'ultima domanda io volevo chiederle cosa intende fare per aiutare a una soluzione meno drammatica per quanto riguarda la Safilo, che coinvolge sia Padova che Belluno, che tutto l'Agordino, perché poi molti dipendenti sono... Guardi, direttore, noi siamo sul pezzo e lo facciamo stando in punta di piedi. Ormai abbiamo un po' l'atteggiamento del medico, no? Che capisce quando c'è da entrare in sala operatoria. Adesso siamo ancora in corsia. Passa l'infermiera, facciamo le visite, eccetera. Vediamo le anamnesi, ci portano le analisi che si fanno tutte le mattine, vediamo i valori biologici. Sappiamo e siamo in contatto con le parti, entrambe, sappiamo che si stanno parlando. Dobbiamo stare un passo indietro in punta di piedi per evitare di fare l'elefante in cristalleria. Siamo pronti con gli ammortizzatori, però chiediamo un sacrificio, lo chiediamo all'azienda. Il fatto che l'azienda non può dire di fatto d'amblè via 1000 persone perché Armani non ci commissiona più gli occhiali o roba del genere. Siamo convinti che un piano industriale, abbiano ragione le parti sociali, lo si debba trovare, che sia condiviso, che a me sembra ragionevole e anche molto responsabile da parte di tutte le parti sociali e i lavoratori dietro a loro, di dire se c'è da fare un sacrificio ci siamo tutti, perché il grande valore di questo territorio è che i lavoratori qui hanno sempre fatto i sacrifici. Andate a guardare quanti contratti di solidarietà si sono fatti in Veneto. Significa guadagno di meno perché tu non licenzi il mio collega. Cioè, a me sembra il massimo, no? Qui siamo comunità. Poi noi ci siamo, ammortizzatori, accompagnamento e il tema del reinserimento lavorativo. Però per il momento dobbiamo guardare in attesa, prudente attesa, se le parti trovano un accordo. Ario Gervasutti. Vorrei ributtarlo un attimo in politica e mi piacerebbe sapere dal Presidente cosa pensa quando gli vengono a raccontare di incontri consecutivi, non proprio segreti, ma consecutivi e ravvicinati tra Giancarlo Galan e Flavio Tosi, con una prospettiva, diciamo così, regionale. Ma guardi, innanzitutto bisogna vedere se sono veri, no? Dai. Qualora fossero veri,
ognuno è libero di andare con chi vuole a mangiare, a bere, a cenare al parco, al mare, in montagna. Andrebbe anche lei, insomma. Ma io no, perché non so niente da dire. E poi ognuno decide anche come vuole perdere il proprio tempo. Cioè no. Governatore, il futuro del Veneto come lo vede e come vede il futuro di Luca Zaia nel Veneto? Guardi, io sono un pragmatico, non ho mai chiesto una carica al mio partito e non ho mai fatto fare telefonate da qualcuno. Tant'è vero, quando mi ha chiesto di fare il ministro ho anche detto di no. E hanno insistito a lungo perché accettassi, ma non per fare il prezioso, perché avevo altro da fare ed ero concentrato su altre robe mie personali, fra l'altro. Perché mi ero così, cioè, mi ero un po' perso con un progetto personale e l'ho portato a termine e poi l'ho anche venduto. E ho capito una roba nella vita, no? Non si finisce mai di imparare, che il pragmatismo e prendersi poco sul serio ti aiuta a vivere bene. A me fanno pena quelli che passano tutte le loro giornate a parlare di politica. Cioè io evito di parlare di politica, non voglio che i miei amici mi chiedano di politica e le posso garantire che la politica nella mia vita rappresenta una fetta piccola della mia giornata. Quanto bello è fare il governatore del Veneto? Guardi, se avessimo risorse sarebbe più bello, è comunque bello perché mi occupo della mia gente. E io spero che i cittadini capiscano questo sforzo che stiamo facendo, perché oggi se tu vedi un amministratore, al di là di Lega o non Lega, ti viene sempre da incazzarti e basta. Però che si capisca anche che la difficoltà che ha un'impresa, una famiglia, c'è anche un ente pubblico. In chiusura, Alessandro, sì. prego. Le posso fare una domanda? Io entro in un dettaglio che riguarda il settore, quello televisivo. Prego, professore. Allora, a breve ci saranno 8 emittenti del Veneto che dovranno chiudere, perché è una situazione un po' particolare, sono state tolte come diciamo, possibilità di accesso alle frequenze, ben 5 frequenze meno che nelle altre regioni. Un problema analogo ce l'ha anche il Friuli. Io vorrei sapere se la regione si muove in questo senso, perché vuol dire che qualche centinaio di tecnici specializzati staranno a casa. Professore, guardi, noi ci siamo mossi in tempi non sospetti, lei ricorderà la suddivisione delle frequenze, di queste telepannocchie che saltavano fuori, gli davano le frequenze che poi giravano magari ad altre grandi televisioni. Cioè, io ho letto di tutto su questa vicenda qui. Che ci sia un dato di fatto che il Veneto sia stato trattato male, peraltro io non ero ancora presidente, ho iniziato a occuparmi da ministro anche di questa vicenda, perché qualcuno di voi mi ha interessato. Dico che è una nefandezza quello che è accaduto e sta accadendo. Noi siamo a disposizione, però gli strumenti dovete darceli voi, perché io tecnicamente non ne so nulla. Quindi mi impegno a disturbarla? Sì, ma guardi, se lei mi dà anche la bozza della lettera da fare, mi risolve anche un problema, nel senso che bisogna essere operativi su queste robe. In chiusura chiedo ai direttori dei quotidiani, riuscite a fare una domanda meno pesante, cioè una domanda curiosa, provocatoria? Perché fino adesso cosa hanno fatto? No, fanno domande pesanti. No, è che io ho risposto bene, benissimo. Però non sembrano pesanti. Vi chiedo una domanda e poi vi chiedo anche, visto così che sono un po' sportivo, se gli date il voto al governatore Zaia, non di questa trasmissione, ma di 2 anni che lavora nel Veneto, Alessandro Ruscello. Ma Zaia secondo me è un buon amministratore. Che voto gli daresti? Insomma, sui voti, non chiedetemi il voto, è un buon amministratore. Dagli un voto, dai. Non riesco a dar voti, potevi dargli, insomma, poi non si usa più il voto. Cioè, è un buon amministratore. Poi loro devono firmare un giornale, non possono. Io se dico che è un buon amministratore, voglio dire che a me magari potrò sbagliarmi, però a me sembra un buon amministratore. Domanda curiosa. È una persona onesta, è una persona che pragmatica, come dice lui, che si pone i problemi, poi per carità può essere attaccabile su certi aspetti, però indubbiamente poi ha anche un alto gradimento, ha un buon gradimento in Veneto, quindi non si può non dire che Zaia non sia un buon amministratore. Gli chiedo quanti complimenti riceve per le sue 500 gialla. Io è la terza 500 che ho. Visto che era leggera questa domanda, non voleva una domanda leggera. Leggerissima. Le dirò al direttore anche una roba. E perché lei l'ha presa gialla? Allora, l'ho presa... a parte il fatto che sono riuscito a girare con un amico in macchina e ho sentito dire con la coda dell'orecchio, vedi, la scorta anche nella 500, cioè è una disperazione ormai, no? Io anche da assessore non avevo l'auto, non biasimo chi ce l'ha, ognuno fa quello che vuole, perché poi non bisogna neanche fare demagogia, al contrario. Dico, penso sia anche un segnale, come si può, di stare in mezzo al popolo. E la 500 in generale è un segnale di democrazia da strada. Cioè se tu giri una macchina non utilitaria ti rendi conto anche di come vengono trattati quelli con l'utilitaria. È una roba impressionante. Ma se poi lo riconoscono? Non ti danno mai la precedenza, ti sorpassano, ti suonano.
è educativo per uno che vuole conoscere fino in fondo il popolo, no? E lo dico a tutti quelli che girano con i macchinoni, rispettino di più quelli che hanno le macchine piccole. Gialla perché almeno sanno che è la mia. Poi ci sono anche i pedoni. Voi lo sapete che la Fiat non fa più la 500 gialla, questo è il motivo. Però allora vale molto di più, non è più acquistabile. È numerata la sua. No. Governatore, nel suo ragionamento poi ci sono i pedoni, quelli che vanno in bicicletta, che hanno sempre ragione, attraverso le strisce pedonali senza guardare le macchine, e quando le attraversano vogliono avere ragione, cioè anche quelli iniziano a non avere rispetto anche delle macchine grandi. Guardi, se io facessi una legge sui ciclisti ne farei una solo, che chi corre fuori dalla pista ciclabile gli si ritira la patente come facesse perché una pista ciclabile costa 1 milione a chilometro e non è possibile vedere i ciclisti fuori dalla pista ciclabile. Volevo solo, è un buon amministratore, ma alle volte gli chiedo scelte più coraggiose. E poi posso dare di conseguenza io il giudizio a uno ad uno. Io dico che lui è talmente innamorato di me che a volte c'è le crisi di coscienza e mi rompe le balle col suo giornale. Direttore Ramenghi, se dà il voto, se vuole dare il voto in 2 anni... Do il giudizio anch'io, quello che prendevo io quando andavo a scuola. Si applica ma potrebbe fare meglio. Poi la domanda è simpatica o la domanda curiosa che vuole fare? Vabbè, intanto la 500 non è proprio quella Popul, è la Panda, ma la 500 è un po' fighetta, diciamo. Sì? Lui è una Panda, è vero? Io viaggio in Panda. Di che colore? Bleu. Ma scusate, ma in garage no, perché quelle bianche sono quelle dell'Ulster, non le consiglio. Mi scusi, lei è solo la 500 o in garage qualche altra macchina? No, io giro con la 500. Ma in garage qualche altra macchina? No, io giro con la 500. Ma solo la 500? Mia moglie è una BMW, la macchina di mia moglie sarà 2 anni che non la uso più. Comunque, domanda leggera, sempre per stare sul leggero, dove va in vacanza, su quale yacht, di quale amico? No, in vacanza. Di quale amico di cui poi dimentica o perde le ricevute dei pagamenti? Guardi, dove vai? La ringrazio perché io sono 2 anni e non ci vado più in vacanza, a dire la verità. Sì, ma per motivi personali. L'anno scorso ho fatto la scelta di tenere la regione aperta tutto l'anno e annuncio che anche quest'anno la giunta si fa anche a agosto, quindi non si chiude. È una brutta notizia per gli assessori. No, per voi. Per voi. Venezia, voglio vedere non è un agosto molto caldo, non è poi dalle facce vedrò i turni. Però le dico di più, vi do una notizia. Io per anni ho chiesto che ci fosse la possibilità per gli amministratori di poter avere un fascicolo dedicato. È una roba seria questa. Ovvero di dire, io compro un appartamento, che so io che fedina penale ha quello che me l'ha venduto, di chi è, io vado al notaio, compro l'appartamento, magari lo compro a un camorrista e non so nulla perché l'ho comprato in un'agenzia. Compro una macchina, presto il cavallo a qualcuno, vado in ferie con qualcuno. E insomma, lo feci da ministro sta proposta. Dicevo, datelo al prefetto, datelo a qualcuno. Io mando delle notizie riservate su di me, le secretate, fanno data certa, e le fascicolate. Non le date a nessuno. Se un giorno viene fuori un casino, e mi fai vedere. Non mi hanno stoppato, e ho detto, no, guardi, l'assistare non si può fare. Ve lo annuncio, io l'ho fatto autonomamente presso la regione. C'è un mio fascicolo, dove robe riservate, che non sono nefandezze, ma sono quello che io considero, non so, quest'anno molto probabilmente andrò in vacanza, no? Dico, scriverò con chi ci vado, quanto spendo e ci metterò anche le ricevute, piuttosto che altre robe che ho fatto, da chi ho comprato il fieno per il cavallo. A voi magari fa sorridere, ma se poi a voi arriva una notizia, Zai ha comprato il fieno da un famoso dell''ndrangheta che ha un'azienda a Bologna, no, dico Bologna perché il fieno lo compro da quelle parti lì, a Ferrara, e l'erba medica, non fieno. E voi scrivete, giusto, no? Dice, cazzo, questa è una notizia. E io vi rispondo, guardi, io ho segnalato tutto, non sapevo che questo qua è un camorrista, questa è la fattura, vedetevela. Anche voi. Perché mi sembra che un cavallo l'hai avuto. Se tutti gli amministratori avessero modo di essere messi in questa condizione. A quest'ora avrebbe le pezze d'appoggio. La 500 era nuova o usata quando l'ha acquistata? Quale? La 500 no, la mia è noleggiata. Noleggiata? No, sì, perché non la fanno più gialla. L'avessi acquistata usata da Berlusconi, ma era ultimamente una... C'era una volta, ricordo... Noleggiato, vi dico anche da chi, ma in TV mi dicono... No, ha avuto dei problemi con un cavallo che le avevano, non ricordo, tempo addietro, 1 anno e mezzo fa. Ma quella è una puttanata. Sì. Sì. Allora, io ero ministro, mi hanno regalato un cavallo da corsa. Secondo voi cosa fa un ministro che riceve un cavallo da corsa? Lo prende per la cappezza, lo ridona, ma ci ho messo 1 nanosecondo perché non l'ho mai neanche portato a casa. Sono riusciti a dire che mi ero portato a casa il figlio di Varenne.
Cioè, io non so cosa farci. Se mi crede, l'ho visto, penso di averlo visto 5 minuti il cavallo, ve l'ho visto a Napoli, ho detto vi saluto, tenetevelo, avete fatto la consegna ufficiale, ho detto datelo a qualcuno, ai disabili, a qualcuno. Dove è andato? Non so. Non lo sa? Io ho detto che lo dessero, siccome poi mi hanno detto che il cavallo si era fatto male, perché immagino mi avessero regalato il figlio di Varenne, quello buono, e conoscendo poi anche i personaggi, ho detto regalatelo a chi fa ipoterapia, quelle robe lì, no? Datelo a nome del ministero e via. Sono riusciti a scrivere che io ho il cavallo di Varenne. Possiamo Cioè, il caso, il giudizio e la domanda bizzarra. Che era il figlio Tarocco. Era il figlio Tarocco, il figlio sfigato. Do atto della concretezza del Presidente e quindi è la cosa essenziale. Parlare poco di politica perché non serve a niente, invece fare le cose, questo è essenziale. La domanda è, in Veneto ci sono all'incirca 150.000 studenti e 3 università e la massima densità del settore in tutta Europa. La Regione pensa a creare degli habitat, delle situazioni per questi studenti. In altri paesi sono i campus dove i giovani si possono incontrare e non si devono incontrare in mezzo alla strada, nelle osterie o luoghi non adatti. Che cosa potrebbe fare la Regione in questo senso? Guardi, io le rispondo con una informazione che spesso non si sa. Mi sono preso la briga, l'ho fatto fare ad Elena Donazan sto censimento. Nessuno sa quanti soldi noi diamo per la ricerca. In questo paese si dice no, ma la ricerca non si investe in niente. La Regione del Veneto ogni anno dà oltre 80 milioni di euro a università e affini collegate indirettamente o direttamente per la ricerca. Cioè, 80 milioni di euro non mi sembrano pochi, no? Certo. Detto questo, ai ragazzi dico, qui ci sono, spesso lo faccio questo discorso, qualcuno mi dice, è sempre il solito discorso. Qui ci sono delle posizioni apicali, no? Noi occupiamo delle posizioni apicali, siete direttori di giornale, editore, giornalisti, presidente della regione. Tutti noi cederemo il passo prima o poi, no? Bene. Da qualche parte c'è un ragazzo all'università o alle superiori che ci verrà a sostituire. Io dico sempre ai ragazzi, pensate che il mondo non si ferma, perché l'ottica di dire, ma tanto noi vivremo da sfigati, non funziona. Io mi sono laureato nel 93 lo spread era 600 punti. Mio padre dopo una vita chiude l'officina meccanica che aveva perché non arrivava più nessuno, ha dovuto chiuderla con le lacrime negli occhi, dopo una vita, l'aveva aperta nel 66. Eppure chi si era rassegnato oggi fa rassegnato, gli altri, e poi capisco che le condizioni sono diverse, nel 93 riusciva a lavorare a nero se eri un ragazzo, tu ti pagavi gli studi lavorando a nero, vivendo di piccoli lavori, era anche questa economia. Oggi dovremmo... Penso al controllo che ha fatto, quello schifosissimo controllo fatto a Vedelago durante il Giro d'Italia. Ma cavoli, ma ci vuole un premio Nobel del lavoro per dire, se tu hai bisogno di qualcuno che ti dà una mano, dici, questo qua si è portato il cognato, salta di qua dal banco che c'è bisogno di un colpo di mano, ma dotiamo i nostri imprenditori di un registro, segnano i dati, carta d'identità, fanno una firma, scrivono l'orario del personaggio, poi si regolarizza. Ma sarà possibile che prima devo andare all'INPS, all'INE, andare dal commercialista? Ma io quando ho bisogno di lavorare, ho bisogno di lavorare. Quindi ho paura. Però dico una roba, credere ai ragazzi, e mi permette di dire, noi vediamo sempre gli esempi positivi dall'estero in TV. Cioè, ognuno che fa l'intervista dicendo peste e corna contro l'Italia, ce ne sono 1 migliaio che lavano bicchieri nei pub, che fanno i camerieri nei ristoranti, e se qualcuno dice che dico balle venga via con me che lo porto a fare un giro. Cioè finiamola anche con dipingere sta Eldorado, perché a me risulta che i nostri ragazzi vadano a Barcellona, ne cito una, con l'Erasmus e siano tutti contenti della Spagna, ma la disoccupazione a Barcellona è il 25%. Io sono appena tornato, quelli sono i dati. E il bello è che volevo fare domande un po' meno pesanti, però vedo che gli argomenti sono davvero, come diceva il professore, sui giovani molto scottanti. Ario, ti chiedo a te il giudizio e di fare una domanda... Sì, il giudizio, il voto, dopo mi aspetto il suo. Quindi, no, allora, il giudizio sul Presidente direi è discreto, perché è la somma tra un buono dal punto di vista amministrativo e un sufficiente dal punto di vista politico. So che lui ha speravo insufficiente io politicamente. Ecco, so che lui ha la predilezione verso il lato amministrativo del suo ruolo, però mi sarebbe piaciuto vederlo impegnato anche sul fronte politico, perché forse lì
noi, quantomeno noi come giornalisti ci saremmo divertiti, insomma, ecco, un po' di più. La domanda leggera mi devo impegnare. Allora, più leggera di così, è in atto tra me e il Presidente una sfida a chi dimagrisce di più. Chiaramente la sta vincendo lui e allora vorrei sapere quale trucco sta usando. Insomma, visto che l'Italia deve mettersi a dieta. Siccome io ho una laurea del settore, ti girerò la dieta del mio cavallo. Una dieta da cavallo, quindi. Vabbè, governatore. Comunque, io volevo ringraziare. Se è finita. No, non è finita. Lei ha 30 secondi o un minuto, come vuole lei, di dare fiducia al popolo veneto. La telecamera lo inquadrerà e lei può dire quello che vuole. Ma guarda, dico quello che dico sempre, che da soli si fa prima, assieme si fa più strada. Semplice. Se siamo comunità si vince, se no siamo fottuti. L'altro giorno ho trovato un pescatore che mi ha detto: guarda, davanti a una crisi come questa, proprio era nella barca, con le reti, con le pesce di laguna ancora lì. Mi ha detto: in questa crisi, se non ero al mare, ero proprio trovato per caso, con questa crisi l'unica roba da fare è pensare che bisogna aiutarsi, darsi una mano. Stamattina sono andato al bar prima di fare le mie robe a Padova e mi ha raggiunto una signora e mi ha detto: venga in panificio. Sono andato a vedere chi lavorava e chi lavora sa quali sono i problemi, avrebbero anche le soluzioni. Io provo imbarazzo perché capisco che le soluzioni sono giuste, ma le modalità per raggiungerle sono schifosissime. Penso che se questo Paese non punta alla semplificazione e non punta al fatto di dare più poteri decisionali agli eletti, è finita. Abbiamo finito. Prego. Grazie. Voleva dire qualcosa? No, volevo ringraziare il professor Casa per la cortese ospitalità e per l'opportunità, e salutare e ringraziare, oltre che tutti i cittadini che ci guardano, anche i direttori che hanno avuto la pazienza di farmi le domande. Però ho capito che Russello darebbe un voto basso. No, Russello, ho detto, è innamorato. Se mi dà un voto alto mi frega, sono fregato. E si autocensura. Al direttore Ramenghi mi ha detto che mi posso... Si impegna ma potrebbe fare di più. E io dico, anche lui si impegna, potrebbe fare di più, soprattutto sui titoli, perché poi gli articoli li fa bene su di me. Sono i titoli che sono un problema. Che lascia un po' a desiderare. E invece Ario Gervasutti gli dico che deve impegnarsi di più con la dieta. Allora, grazie a Ario Gervasutti di essere stato con noi, grazie all'editore professor Mano Case, grazie al direttore del Mattino, delle Tribune del Nuovo Antonio Ramenghi di essere stato con noi, grazie davvero Alessandro Russello, grazie governatore, è stata una bella puntata, spero che i nostri telespettatori ne siano contenti. Con questo vi saluto, vi auguro la buonanotte a tutti, vi ricordo il prossimo appuntamento con Vivere a Nord-Est, buonanotte.